buongiorno a tutti. E oggi siamo al terzo workshop del ciclo La comunicazione collaborativa, un percorso per diffondere lo sviluppo rurale, voluto dall'autorità di gestione del CSR Veneto e ideato proprio per il partenariato. Oggi il titolo del workshop è Dal neuromarketing alla collaborazione, come affrontare il presente e il futuro della comunicazione. Sembra, come dire, una frase un po' ambiziosa, però di fatto sapete che l'ambizione è quella poi che muove il mondo, quindi da questo punto di vista l'autorità di gestione ha deciso di esserlo. Io mi presento per chi non è stato qui con noi nei workshop che abbiamo fatto precedentemente, sono Maria Paola Lacaria, sono una esperta di relazioni pubbliche e in questo momento sono responsabile eventi per il raggruppamento temporaneo di impresa che sta supportando l'autorità di gestione nella comunicazione prima del PSR, adesso del CSR, del Veneto, quindi dello sviluppo rurale del Veneto. Oggi a me il compito di introdurre il tema e di raccontarvi cosa succederà nella mattinata. Non prenderò molto tempo, semplicemente perché, come vi dicevo, ci sono moltissimi interventi oggi e la volontà è stata quella di fare un terzo workshop. Sapete, abbiamo iniziato con un workshop sullo storytelling nell'ottobre del 2022. Abbiamo continuato con un workshop sui social media nella marzo del 2023. Questo è l'ultimo del ciclo di workshop e abbiamo voluto indagare una disciplina tra le più interessanti e forse quella che insieme all'intelligenza artificiale modificherà il modo di fare comunicazione, anzi l'ha già modificato, ma modificherà ulteriormente il modo di fare comunicazione sia delle politiche pubbliche ma nel mercato in generale nei prossimi anni, ed è il neuromarketing. Prima di lavorare però sul neuromarketing avremo due testimonianze, Rete Rurale Europea e Rete Rurale Nazionale. Perché? Perché se vi ricordate negli scorsi incontri abbiamo voluto portare dei casi abbastanza vicini a noi di aziende, di organizzazioni, per far raccontare loro come lavoravano sulla comunicazione, sui social media, sulle storytelling. In questo caso per noi è estremamente importante capire anche come organizzazioni, progetti, organizzazioni a livello più alto, quindi a livello nazionale e a livello internazionale, stanno affrontando le sfide della comunicazione. Dopodiché invece ci concentreremo sulla parte che riguarda il neuromarketing e, come sapete, perché avete ricevuto le mail e quindi sapete benissimo che ci sarà una parte della mattinata dove invece sarà dedicata a voi la palla, sarà data a voi la palla, sarete voi i protagonisti, ma non voglio svelarvi più di quello che già non vi è stato detto. Prima di iniziare però lascio la parola a Franco Contarin, direzione della appunto ADG FEAS Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto, per i saluti. Grazie Maria Paola, buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie a questo ultimo appuntamento che chiude questa trilogia di seminari che abbiamo ritenuto di dedicare alla comunicazione. E pare che il lavoro svolto sia assolutamente risultato proficuo e in particolare di interesse. Non è Almeno nell'ambito dello sviluppo rurale abbiamo scelto di dedicare attenzione a questo tema perché non è percepito in molti casi, forse è giusto anche che sia così, no? Che non sia un tema da ampie platee, da ampie partecipazioni. Però è vero che è una dimensione che ci stiamo resi conto, appunto, entrandoci piano piano, prima come adempimento, poi come strategia di comunicazione. È vero che è un ambito che portato nel contesto di una materia, diciamo così, che di suo può apparire non così innovativa, in realtà ci siamo resi conto che può portare a un potenziamento dei risultati delle attività che già svolgiamo. Ed ecco il motivo appunto dell'avvio di questo seminario in 3 puntate, nell'arco di questo quasi anno, anche più di un anno che ci accompagniamo. Per quanto mi riguarda, ho rilevato, seguendo
Sono presente pochissimo all'avvio praticamente dei lavori, come farò oggi, me ne scuso con voi, ma purtroppo altri impegni ci richiamano, ma restano qui i miei collaboratori preziosi per questa attività con il coordinamento del direttore dell'unità organizzativa Giano Panzi, il mio collega. E vi dicevo, comunque la reputazione che ne ho avuto io è di una serie di approfondimenti decisamente utili che già stiamo mettendo in pratica e che speriamo anche, in particolare il partenariato con cui interloquiamo su questa materia, possa, come dire, averne ricevuto utilità e possa trovarne utilità. Nel merito io ebbi già ad affermare più di un anno fa, no, che abbiamo constatato in questi anni una cosa molto semplice, e cioè che con l'evoluzione che ha avuto la nostra società, con la dinamica che ha caratterizzato le relazioni sociali di cui viviamo quotidianamente, per varie ragioni, che non è chiamare, peraltro sono ampiamente ignorante per poterlo fare, in termini di disciplina comunicativa, la sostanza è però che ciò che non è rappresentato non arriva da nessuna parte e soprattutto non arriva dove è importante che debba arrivare. È evidente in questo momento ai, ai vari livelli che c'è un problema di conoscenza e in molti casi nodi decisionali assumono decisioni con un deficit di conoscenza. Per noi questo è un problema notevole perché significa quantomeno un sobbarcarsi ulteriori attività perché si è costretti quindi a recuperare, tentare di recuperare nei momenti in cui ci affianca ai decisori, ripeto, ai diversi livelli, da quello più operativo a quello più di sintesi e di decisione governativa. E, ripeto, è un problema, quindi ecco perché, in ottica proprio di capacity building, abbiamo cercato di coinvolgere anche il partenariato, perché è indubbio, ripeto, che un po' più di padronanza delle tecniche, degli strumenti di comunicazione, non a fini di lucro, nel nostro caso siamo un ente pubblico, ma a fini di conoscenza e di consapevolezza di ciò che sta avvenendo, rende più, forse l'obiettivo è esagerato, comunque dovrebbe, ecco, diciamolo così, rendere più efficace l'attività a cui tutti noi siamo chiamati, pur con ruoli diversi. Quindi, siccome mi sembra appunto che questo piccolo percorso, questo primo tentativo che abbiamo fatto abbia sortito ottenendo risultati positivi, ecco, io di questo devo ringraziare sicuramente chi ha organizzato, chi ci ha aiutato, ci ha accompagnato insegnandoci in questo percorso, chi ha testimoniato e poi ovviamente tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sedersi ai banchi di scuola con noi e imparare insieme ai esercitanti. Quindi chiudo veramente queste poche battute ringraziandovi l'organizzazione, qui c'è Maria Paola, ma tutto lo staff del Dipartimento Temporaneo che ci supporta in questo percorso e augurandovi una proficua mattinata di lavoro. Grazie. Grazie Franco. Grazie e mi fa molto piacere sentire le parole del direttore, so che come la pensa e quindi per me, come dire, sono tra virgolette scontate, però non sono così scontate proprio perché spesso la comunicazione viene vista come un'appendice costosa e anche un po', come dire, difficile, quando invece è proprio importante per rendere efficace ciò che facciamo. Ma di questo poi secondo me chi parlerà di neuromarketing ci farà capire anche il metodo. Allora, darei intanto subito la parola ad Alessia Mutumarra, Policy Analyst della European Cup Network, perché da Alessia, che è collegata qui con noi, buongiorno Alessia, mi pare da Bruxelles. Esatto, buongiorno. Ecco. Sì, dallo sfondo non si capisce, ma in realtà c'è un bel tempo grigio tipico belga. Ok, anche qui comunque volevamo essere vicini a voi, quindi anche qui c'è un tempo grigio per ora.
Bene, Alessia, ti lascio la parola, sai che hai 10 minuti, raccontaci la European Cup Network, le sfide comunicative. Grazie. Grazie mille Maria Paola, cercherò di essere veloce e vi mostrerò alcune slide che spiegano un po' chi siamo e che cosa facciamo. Quindi adesso condivido il mio schermo. Dovreste vederle. Sì, lo vediamo. Chiedo al service se possiamo alzare un po' l'audio perché non si capisce benissimo quello che dice Alessia. Grazie. Ok, mi dite, io intanto inizio. Bene, sì. Allora, come è stato detto, io lavoro per l'UCAP Network, quindi la rete europea per la PAC, che è stata creata nel 2022, pardon, con, a seguito della nuova politica agricola comune. In passato ci chiamavamo Rete Europea per lo Sviluppo Rurale, però come sapete nell'evoluzione della nuova PAC questo nome è stato cambiato e adesso siamo la Rete Europea per la PAC. Cos'è questa rete? Questa rete in realtà è composta da 3 entità, da 3 organismi che praticamente hanno dei ruoli diversi ma complementari. Abbiamo quello che si dedica dell'innovazione e dello scambio di conoscenze, che viene chiamato European, il partenariato europeo per l'innovazione. Abbiamo la sezione legata alla valutazione della PAC e poi ci siamo noi. Io lavoro per il centro di contatto per l'implementazione della PAC, siamo circa 22 in questo ufficio e il nostro lavoro è veramente legato e a stretto contatto con tutti gli attori che sul terreno implementano la politica agricola comune. Quindi in generale gli obiettivi di questo network è quello di favorire il coinvolgimento delle parti interessate, vi farò vedere a chi ci rivolgiamo più in particolare, sostenere questi attori nell'attuazione dei piani strategici e consentire questo apprendimento tra peer-to-peer, tra pari. Chiedo scusa, a volte ho ancora un po' di difficoltà paradossalmente a parlare in italiano del mio lavoro perché è tutto in inglese, allora mi scuso. E lo scambio di buone pratiche anche per noi è fondamentale, perché appunto in quanto rete è un altro aspetto che facciamo. Questo per me, prima Maria Paola diceva appunto la comunicazione. La comunicazione per noi è essenziale, è un po' la spina dorsale, perché fare rete è comunicare in diversi modi, in diversi canali, con diversi strumenti più tradizionali, strumenti più innovativi. Tutto per noi è fondamentale, perché creando queste connessioni tra le persone, creando la condivisione, si crea un sistema, un gruppo, una community che permettono di aumentare le conoscenze, non soltanto di diffonderle, di aumentare e di crearle insieme. Quindi per noi veramente la comunicazione è qualcosa di essenziale. Tutte le nostre attività, nel momento dell'ideazione stessa, includiamo una parte dove ci chiediamo sempre come comunichiamo, come disseminiamo. Quindi veramente è tutto comunicare. Come vi dicevo, questo è un po' a chi ci rivolgiamo. Principalmente gli attori della rete sono le reti nazionali, i gruppi di azione locale e le autorità di gestione. In altre attività gli attori aumentano perché in alcuni degli eventi che noi facciamo lavoriamo anche con le organizzazioni di settore, quindi le organizzazioni agricole, gli agricoltori stessi, i servizi di consulenza, i centri di ricerca, le università. Quindi diciamo è un macrocosmo dove sicuramente però le reti nazionali giocano un ruolo di primo piano. Questo è un po' quello che appunto vi dicevo quando co-creiamo i nostri contenuti. Nelle attività che la rete fa, in particolare ci sono questi incontri organizzati a diversi livelli per sviluppare le conoscenze. Quindi abbiamo degli incontri tra le reti nazionali, almeno 2 all'anno, che si possono tenere in diversi paesi europei, dei cluster regionali e tematici che invece si svolgono online, dove vengono discussi delle problematiche che possono essere appunto o tematiche o per una determinata area geografica europea. Anche quelli che noi chiamiamo i gruppi tematici, 5 volte all'anno, vengono scelti dei temi diversi che possono essere legati alla sostenibilità ambientale, piuttosto che allo sviluppo delle aree rurali o tutto quello che è più legato alla
agli obiettivi della sostenibilità economica degli agricoltori. Ho messo alcune foto per spiegare anche come noi gestiamo i nostri eventi ed è una cosa che, se ho capito bene, è quello che farete anche voi oggi. Per noi un evento non è far sedere delle persone e avere presentazioni e ripetere concetti e avere loro seduti, no. Dedichiamo una grandissima parte, una grandissima tempo della preparazione a delle sessioni interattive che sviluppiamo con diverse metodologie. È un altro modo di creare del contenuto, quindi possono essere, in realtà studiamo anche quello che significa facilitare, sono diverse tecniche di facilitazione, attività che possono essere svolte con dei post-it, con delle lavagne, in cerchio. Ci sono i momenti che per noi valgono di più di tutti, perché mettiamo insieme le persone che scambiano direttamente tra loro, ma soprattutto sono spiegati del risultato. Se facciamo un gruppo, adesso per esempio sto seguendo il gruppo tematico sulle competenze legate all'agricoltura, spetta ai membri del gruppo decidere quali saranno le raccomandazioni finali che vogliamo includere nel rapporto, spetta a me definirle e io li supporto, noi siamo dei facilitatori di questo meccanismo, noi mettiamo in piedi un sistema che permette poi a loro di creare il contenuto. Tutto questo poi diffonderle queste conoscenze, una volta che le abbiamo create spetta a noi anche di disseminarle a livello europeo e nazionale. E questi sono un po' i canali più, mi verrebbe dire tradizionali, perché effettivamente sono delle produzioni di brochure, di progetti, sono degli approfondimenti politici su tematiche specifiche, che poi vi invito assolutamente ad andare sul nostro sito web e a dare un'occhiata a quello che c'è, ma sono anche la classica newsletter, il magazine, quindi tutti strumenti che sicuramente rimangono più tradizionali. Al contempo ovviamente voi l'avete fatto negli incontri precedenti, lo storytelling, i social media, la società di oggi quasi non esisti se non hai una pagina su social media e se non lavori su quello. E quindi anche lì cerchiamo di comunicare a un pubblico più vasto. Abbiamo anche dimenticato Agricultural and Rural Inspiration Award, ed è un premio che ogni anno organizziamo per dei progetti che raccogliamo da tutta Europa e in base a determinati criteri vengono premiati, che possono essere per appunto lo sviluppo di competenze piuttosto che delle buone pratiche di inclusione sociale, e anche lì è una comunicazione, è una disseminazione, quindi ripeto, sono molto contenta che abbiate avuto queste opportunità, perché nella vita di tutti i giorni dobbiamo sempre comunicare, ma bisogna comunicare bene. Si può creare il miglior contenuto del mondo, ma se non siamo capaci a comunicarlo e a disseminarlo, ahimè, a volte non otterremo mai i risultati che ci servono. Come detto, io vi invito a seguirci sui nostri social. Credo di essere stata nei 10 minuti o comunque di aver parlato molto veloce, ma è un peccato che io non sia lì con voi, perché mi piacerebbe anche, se nel caso di domande, di rispondere, ma i nostri contatti sono online, sentitevi liberi di seguirci e se avete domande di portale. Grazie mille. Grazie veramente di cuore Alessia, perché al di là ma si vede ovviamente che essendo tu nell'ambito della comunicazione, tempi, modi, linguaggi sono perfetti. Mi fa molto piacere, avevo visto insomma il vostro sito, avevo letto delle cose, ma mi fa molto piacere che tu abbia utilizzato delle parole che sono quelle che noi come dire, ci siamo posti un po' come punti fermi di questo percorso, quindi fare rete, mettere in comune, la facilitazione, sono tutte tematiche che sono fondamentali soprattutto nell'ottica del partenariato che appunto è presente. Quindi grazie di cuore Alessia e intanto ti auguro buona giornata, se hai piacere rimani con noi, dopo non so quali siano i tuoi impegni. Grazie ancora Alessia. Grazie mille.
Adesso diamo la parola a Paola Lionetti, coordinatrice della comunicazione della Rete Rurale Nazionale. Per cui Paola, invece tu da dove ci parli? Allora, io intanto vi parlo da Roma, buongiorno, ringrazio la Regione Veneto per l'invito e anche per la sensibilità rispetto al tema della comunicazione. Nell'ambito del coordinamento proprio delle attività di comunicazione, informazione e visibilità della Rete Rurale Nazionale, io ora cercherò di portare alcune riflessioni che traggono origine proprio dalla crescente attenzione verso il tema della comunicazione e di dare qualche spunto anche nell'ottica della nuova programmazione appena avviata. Condivido le slide, ditemi se riuscite a vederle a tutto schermo. Benissimo. Allora, provo ad andare veloce per recuperare. Diciamo che la comunicazione nel passato, dalla fase della passata precedenti alla successiva, assume un ruolo sempre più significativo, prima una valenza strategica all'interno dei programmi di sviluppo rurale e ora in questa fase diciamo, non è solo adempimento del dettato regolamentare, ma una strategia di comunicazione coordinata e condivisa per il sistema Italia che possa rafforzare la narrazione dei risultati e degli impatti degli interventi attuati con i fondi europei e in questo senso la comunicazione della PAC si preannuncia come una vera e propria sfida per la rete rurale italiana, una sfida impegnativa. La storia della rete rurale, la nostra storia come parte del team che ha partecipato alla produzione del programma ha 15 anni di vita, la rete rurale è stata istituita nel 2007, allora si chiamava Rete di Reti nel network europeo, a significare la partecipazione al più ampio network europeo e oggi è lo strumento proprio che è stato scelto per rafforzare l'integrazione e il coordinamento tra politiche e attori del mondo rurale. Il 2023 segna l'inizio di una fase nuova nella vita della PAC per la contemporanea competenza del nuovo strumento, il piano strategico della PAC 2023-2027 e i programmi di sviluppo rurale di cui sono ancora aperti i bandi. Quindi ci troviamo di fronte ad una trasformazione importante, una trasformazione ancora in parte da scrivere insieme. E per questa ragione la Rete Rurale ha avviato un processo partecipativo insieme con gli attori istituzionali, in particolare con le regioni, che ha portato alla definizione del piano di comunicazione generale del piano strategico della PAC, attualmente in fase di approvazione. Un piano che punta su un'identità visiva comune a partire dal nuovo logo del piano strategico della PAC e un'identità che possa essere rilanciata a livello dei complementi di sviluppo rurale regionali per rendere visibili gli interventi tenuti, in particolare le azioni comuni. E ora, sulla base dell'esperienza della passata programmazione, vorrei condividere alcune idee, come la necessità di rafforzare il ruolo di contestazione guida della rete rurale, un ruolo che nell'ambito dell'evento straordinario, le nuove voci dello sviluppo rurale e poi della campagna di comunicazione, il roadshow nei territori, ci ha permesso di garantire il raccordo tra le istituzioni, gli stakeholder a livello locale, le aziende agricole, creando un confronto, uno scambio, un'interazione che poi per via digitale ha interessato anche i cittadini e quindi nel parallelismo tra sistema rurale e musica una rete come direttore che come direttore d'orchestra possa coordinare le voci dei CSR italiane facendo emergere dalla sinergia un valore più grande. E poi l'importanza di passare da singoli format che ci hanno permesso, grazie anche
alla sinergia con altri settori, l'arte e la fotografia, di garantire degli effetti moltiplicativi, dicevo, la possibilità di passare a delle azioni di sistema che possano essere declinate sui vari media e quindi la possibilità poi di consentire ad ogni elemento del sistema di mantenere la propria distintività ma di essere parte di una visione più ampia. E quindi rendere visibili l'invisibile, le buone pratiche che abbiamo raccolto a livello nazionale, che sono state vincolate attraverso workshop di condivisione e poi diffuse sui social come pillole video, ci hanno permesso di conoscere lo sviluppo rurale non solo come processo produttivo ma anche come processo di crescita sociale e culturale che investe sulla formazione, sulla conoscenza, l'identità dei singoli soggetti che sono impegnati nello sviluppo, nel far portare il proprio territorio e quindi l'importanza di evidenziare anche gli asset immateriali non meno rilevanti e strategici di quelli materiali. Ci sono tuttavia delle aree da migliorare, innanzitutto una gestione più efficace e attenta dei nuovi media che sono ormai un punto di riferimento per i cittadini capaci di orientare la conoscenza e anche l'impatto delle politiche. E quindi in questo senso la collaborazione tra i coordinatori dei vari programmi, i giornalisti, gli influencer, potrebbe essere utile anche per garantire il passaggio diretto delle informazioni, scegliere quali informazioni veicolare e con quali canali. La sistematizzazione del patrimonio informativo favorendo un'interconnessione tra i sistemi informativi ma anche tra i servizi, le buone pratiche, le comunità locali, quindi un focus sui territori, il coinvolgimento degli attori chiave dal nostro punto di vista, gli agricoltori, i protagonisti dell'agricoltura italiana e i giovani quali driver del cambiamento. Guardando al futuro, quindi le prossime iniziative di comunicazione rappresenteranno una tappa importante per la realizzazione degli obiettivi di Agenda 2030 del Green Deal europeo e quindi la necessità di creare delle partnership e dei piani di azione comune. Io torno proprio dall'Abruzzo, da Teramo, dove è stata lanciata una nuova iniziativa a livello nazionale, Open Farms, connessioni rurali, che in partnership con 14 regioni e con 28 università d'Italia, che favorisce l'apprendimento collaborativo, il passaggio di informazioni tra pari con lo scopo di rispondere a dei bisogni concreti delle aziende. E lungo questa direzione, quindi il rafforzamento dell'approccio multilivello aperto al dialogo e partecipativo può consentire di migliorare la conoscenza dei programmi, dei progetti, anche del sostegno europeo, ma può essere utile anche per rendere gli obiettivi della comunicazione misurabili. Quindi una strategia di comunicazione coordinata e condivisa ci consentirà di tenere acceso il futuro degli agricoltori, ma occorre tradurre le idee in visione. Noi crediamo che, come è stato anticipato negli interventi che mi hanno preceduto, della dottoressa Mottumarra e anche di Franco Contarin, la comunicazione, la conoscenza sia fondamentale per l'agricoltura. Grazie. Grazie Paola, grazie di cuore. Anche per te vedo che c'è una lunga storia della rete rurale, ma anche un futuro pieno di sfide, di challenge, però sono sfide importanti proprio perché si possa dare ulteriore forza alla comunicazione e questo è un tema che coinvolge tutti fondamentalmente. Ti ringrazio di essere stata con noi, spero che a Roma ci sia il sole, qui il grigio continua, ma noi abbiamo il sole dentro, come direbbe qualcuno. Grazie ancora Paola, se vuoi rimanere anche tu con noi qui adesso iniziamo a parlare di neuromarketing. Grazie. Dopo le testimonianze molto interessanti e che ci fanno comprendere quindi come la comunicazione diventi un affare di tutti e non discenda dall'alto,
Entriamo nel vivo della mattinata e andiamo a scoprire qualcosa di più di questa disciplina che ci fa fare un passo indietro e un passo avanti. Un passo avanti perché ovviamente è una disciplina che ancora, pur essendo come dire, fondamentale, non è ancora così conosciuta e così applicata. Un passo indietro perché ovviamente fa parte di noi umani, dei nostri comportamenti, della nostra mente e quindi ovviamente è dentro di noi da molto tempo il concetto, diciamo così, dell'importanza della mente umana per la comunicazione. E non solo. Io lascio la parola adesso e la invito a venire qui accanto a me ad Alessandra Cecilia Iacomutti, docente di psicologia generale e neuroscienze cognitive all'Università Ca' Foscari di Venezia, che appunto ci racconterà che cos'è il neuromarketing e a cosa serve. Beh, intanto mi presento, sono docente a Ca' Foscari di psicologia generale e neuroscienze cognitive comportamentali e sono qua a parlarvi di neuromarketing perché è una disciplina che mi ha sempre incuriosito e appassionato. Adesso mi presento. E mi ha incuriosito così tanto che a un certo punto ho incrociato sulla mia via Vincenzo Russo, che è coordinatore del Brain Lab dello IUM di Milano, dove hanno un laboratorio di neuromarketing, che mi ha trascinato su questa strada e che mi ha insegnato più o meno tutto quello che so del neuromarketing, mi ha appassionato e infatti mi sono spostata un pochino più sul campo non prettamente teorico, ma anche applicativo, quindi iniziando a usare le tecniche che vengono utilizzate nel recruiting. Allora, dunque, innanzitutto si parla neuromarketing, parola composta, neuro e marketing. Diciamo che la base è un cambiamento di paradigma. Cioè nell'ambito della comunicazione del marketing generalmente ci si basa su quello che i clienti, i consumatori ci dicono, no? Ad esempio, per studiare il lancio di un nuovo prodotto si fanno una serie di questionari, analisi di mercato, andando a verificare che cosa ci dicono le persone e cercando di creare un prodotto che abbia quelle caratteristiche che più piacciono alle persone. Bene, il neuromarketing introduce un cambio di paradigma perché invece di basarci esclusivamente su quello che le persone ci dicono, andiamo a vedere che cosa succede effettivamente all'interno del cervello delle persone che stanno parlando. E per iniziare, io di solito amo aprire i miei corsi di neuroscienze con una domanda che è un po' provocativa, che è la seguente. Secondo voi, in quale percentuale noi siamo soliti utilizzare il nostro cervello? Potete darmi dei numeri così vi introduco poi la parte di esercitazioni. Iniziamo. Più o meno, secondo voi quanto cervello utilizziamo? Nessuno? 10? 10? 0 a 10? Bravissimi, bravissimi perché siete in media con tutte le ricerche. Allora, questa è una domanda che è stata fatta in miliardi di occasioni e soprattutto è stata fatta in alcune ricerche che poi sono state pubblicate. In particolare ve ne citavo nelle slide 2, una del 1998 in cui è stato chiesto a degli specializzandi di psicologia, secondo loro quanta percentuale del cervello siamo soliti utilizzare e un terzo dei presenti aveva risposto 10%, che è il numero che è uscito maggiormente. In un'altra ricerca invece del 2022 è stato chiesto in contesto universitario agli studenti di un'università del Brasile di nuovo quanta percentuale del cervello siamo soliti utilizzare e anche qui il 59% ha risposto il 10% del cervello. In realtà sfattiamo subito questo mito, noi non utilizziamo il 10% del cervello, ma utilizziamo il 100% del cervello. Eppure, questo numero 10 che voi avete detto è quello che ricorre
maggiormente anche nelle mid-classi, che in teoria quando arrivano a neuroscienze hanno già dato almeno 2 esami con me, quindi dovrebbero aver imparato che il cervello, almeno con me, devono usarlo un pochettino di più. Allora, è semplice capire che questo rientra in quelli che si chiamano i falsi miti della psicologia, se io pongo lo stesso concetto con una domanda diversa, e cioè, e se io vi ascoltassi il 90% del cervello e non lo usiamo, possiamo toglierlo. Qua secondo me mi dite no, non se ne parla, e infatti fate molto bene. Quello che noi sappiamo del cervello è che in realtà il cervello pesa il 2% rispetto al nostro peso corporeo e consuma il 20% dell'energia totale del nostro corpo. Ma la cosa più interessante di tutte è che di questo 20% di energia che il cervello consuma, la maggior parte dell'energia viene utilizzata nei momenti di calma e relax. Addirittura, noi utilizziamo pochissima energia quando abbiamo a che fare con tutti quelli che sono i nostri processi cognitivi consapevoli. Quindi, quando ci troviamo di fronte a un problema da risolvere. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quel famoso 10% che aleggia sempre quando io io e i miei colleghi facciamo la domanda sulle percentuali di utilizzo del cervello, ha in realtà una radice di verità, e cioè il fatto che quando noi consapevolmente mettiamo in atto un processo cognitivo, in realtà utilizziamo una piccola parte dell'energia che utilizza generalmente il nostro cervello. Allora, da questo punto di vista, che cosa succede? Inizia a cadere, iniziamo a sgretolare il cosiddetto modello del consumatore razionale. Io non so se nelle slide c'era la foto di Capitan Spock, ve lo ricordate? Vesuviano? Beh, no, perché i miei studenti non lo conoscono più, infatti bisognerà cambiare. Allora, Spock era un essere razionale privo di emozioni. Allora, il problema è che generalmente bisogna tenere conto del fatto che noi non siamo come Spock e quindi di fronte a un processo decisionale, ad esempio scegliere tra 2 immagini quella che mi conviene utilizzare per un'esercitazione con voi, dovrei fare una ricognizione del problema, ricercare le informazioni, valutare le alternative, fare una scelta e poi dopo aver fatto una scelta anche verificare esattamente se la scelta era quella corretta. Questo non avviene praticamente mai, anche perché noi tendiamo, proprio perché utilizziamo poca energia nei nostri processi consapevoli, tendiamo alla semplificazione. Quindi un processo così elaborato lo mettiamo in atto solamente quando abbiamo delle situazioni particolarmente difficili con tanti variabili del tempo, soprattutto, e un tavolo, un foglio, una matita su cui prendere. Ma generalmente noi non siamo degli esseri così razionali come pensiamo di essere, cosa che ha permesso ad Ernest Simon nel 1978 di vincere un premio Nobel. Simon ha vinto il premio Nobel con una teoria che ha dimostrato che l'essere umano non è un essere che cerca la soluzione che potremmo definire ottimale, quindi quella razionalmente migliore, ma l'essere umano è un essere che sceglie la soluzione più soddisfacente date le sue esperienze pregresse, il contesto, la situazione. Questo che cosa vuol dire? Quando noi prendiamo delle decisioni, quando noi ragioniamo, adesso vado velocemente avanti, così vi faccio vedere anche ecco. Se chi non lo conosce stasera per favore vada a cercarlo. Tanto
ormai nel digital online troviamo qualunque cosa. Dopo Spock, questo è invece Herbert Simon, premio Nobel per l'economia, non privo di emozioni, anzi talmente consapevole del fatto che nei suoi ragionamenti rientrano le emozioni, che appunto ha vinto un Nobel per l'economia proprio dimostrando che noi non cerchiamo le soluzioni ottimali, ma le soluzioni più soddisfacenti. E questo ci introduce a quella che è la base del neuromarketing e cito qua una frase che viene sempre citata quando si parla di neuromarketing, ci sono alcune citazioni che ricorreranno anche in questa presentazione, comodissime. Allora, le emozioni non sono un elemento di disturbo, ma favoriscono le nostre attività cognitive. Questo ce l'ha detto Davidson nel suo bellissimo libro The Emotional Life of Our Brain, dove ci dimostra appunto che le emozioni sono parte integrante dei nostri processi cognitivi. Cosa vuol dire che le emozioni sono parte integranti? Vuol dire che noi non siamo Spock, quindi noi non possiamo pensare di utilizzare esclusivamente la nostra razionalità. Se noi ci mettiamo dal punto di vista della mente del consumatore o di una persona a cui noi stiamo parlando, dobbiamo tenere presente che la sua mente è come un iceberg, in cui nella punta dell'iceberg noi troviamo, quindi la punta più piccola, troviamo i processi consci, quelli appunto guidati da razionalità, conoscenza, riflessione. Eh, Quello che c'è sotto, che è la parte più grande, sono invece i processi inconsci guidati appunto da emozioni e inconscio. Volendo fare un parallelismo, siamo molto vicini alla teoria freudiana, da un punto di vista completamente diverso, però stiamo dicendo un po' le stesse cose, cioè c'è una parte di noi che lavora a livello consapevole, ma c'è una parte di noi molto più grande che lavora a livello inconsapevole e in questa parte inconsapevole noi troviamo appunto tutto quello che è il nostro mondo emotivo. E quando noi ci troviamo ad esempio ad acquistare qualche cosa, il 95% del nostro processo il 95% del nostro processo decisionale avviene a livello inconscio. Allora, questo ci ha detto Zuckerman. Questo vuol dire che noi, come ha detto Damasio in un libro che forse conoscete, se non conoscete andate a leggere perché è bellissimo, che è l'errore di Cartesio, noi non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma siamo macchine emotive che pensano. Da un punto di vista strettamente comunicativo, che cosa vuol dire? Che quando voi dovete comunicare un messaggio, dovete rendervi conto, partire dal presupposto che la persona che avete davanti è prima di tutto una persona emotiva e se noi colpiamo, andiamo a toccare l'emozione giusta, da quell'emozione parte poi il ragionamento e quindi la persona ci segue. Guardavo prima le slide delle persone che hanno parlato prima di me, erano perfette da un punto di vista comunicativo, perché smuovevano tutta una serie di cose per cui poi uno ascolta ben volentieri il discorso. Allora, da un punto di vista strettamente cerebrale, noi possiamo dire che abbiamo tre tipi di cervello. Il cervello più antico, quello rettiliano, che è quello più all'interno della nostra testa, che è quello guidato dagli istinti. Poi abbiamo una seconda parte, che è il cervello mammifero, che è guidato dalle emozioni, che corrisponde a quello che viene chiamato sistema limbico, e poi abbiamo la parte più nuova del cervello, quella che caratterizza l'Homo sapiens, che è la neocorteccia ed è la parte che riguarda tutti i nostri processi invece razionali più consapevoli. Da questo punto di vista, quando noi comunichiamo dobbiamo sempre tenere conto che esiste un sistema limbico ed che è questo il primo ad attivarsi. Questo ci è stato detto dal neurofisiologo Ledoux nel 1996 che ci ha dimostrato che quando noi presentiamo uno stimolo a una persona, questo stimolo va innanzitutto a attivare il talamo, che è questa parte centrale. Il talamo funge da
un centro di integrazione e smistamento delle informazioni. Dal talamo ci sono due vie, una via bassa che va a parlare con una parte piccolissima ma importantissima che è l'amigdala, che regge tutto il centro emotivo, e poi una via alta che è quella che va a parlare invece con la parte più razionale di noi, con la corteccia cerebrale. Dall'amigdala poi si generano le nostre risposte corporee. Che cosa succede quindi, banalizzando di molto quello che avviene nel nostro cervello? Noi abbiamo uno stimolo, vediamo ad esempio una macchinetta del caffè, e ne abbiamo già bevuti 6 durante la mattinata. La macchinetta del caffè arriva al talamo, via bassa all'amigdala dice buono il caffè, o sono addormentata, lo prendo e quindi vado e metto la monetina nella macchinetta. Nel frattempo che cosa succede? Il talamo parla anche alla corteccia cerebrale che in teoria deve, se un essere razionale, intelligente, dopo 6 caffè deve dire oi, no, amigdala, è vero, fa bene, ma in realtà ti fa malissimo perché ne hai bevuto 6, e blocca il meccanismo per cui io vado a prendere la macchinetta del caffè. Il problema è che poi è stato studiato successivamente, la parte che riguarda l'emotività agisce più velocemente in termini di millisecondi rispetto alla nostra corteccia. Quindi la prima risposta che noi diamo è sempre una risposta che si basa sulla parte emotiva. Ed è per questo che chi si occupa di neuromarketing ama generalmente citare questa frase. I consumatori non pensano a quello che sentono, non dicono quello che pensano e soprattutto non fanno quello che dicono. Se noi prendiamo per vera questa citazione, prendiamo tutte le nostre analisi di mercato, i nostri questionari e no, non li buttiamo via, ma li mettiamo da parte e diciamo ok. E qua arriviamo al neuromarketing. Diciamo, va bene, se questo è vero, andiamo a vedere cosa succede dentro, nel sistema limbico, prima ancora che nella corteccia. E qua nasce il neuromarketing. Neuromarketing che nasce dalla convergenza di fondamentalmente 3 discipline, la behavioral economics, quindi l'economia comportamentale, come si comportano di fronte alle scelte i consumatori, la neuropsicologia che ci ha insegnato che cosa avviene all'interno del cervello e la cognitive neuroscience che ci va a spiegare attraverso tutte le tecniche di neuroimaging esattamente che cosa avviene dentro quella cosa che c'è nella nostra testa che ci fa dire poi delle cose. Qui nasce il neuromarketing che non deve essere visto come uno strumento che sostituisce il marketing tradizionale, ma che si affianca al marketing tradizionale. Perché? Perché cambiando il nostro paradigma di base capiamo che non ci possiamo basare esclusivamente su ciò che noi osserviamo a livello comportamentale, su quello che ci dicono le persone, perché talvolta una persona in buona fede, senza mentire, ci dice una cosa, ma in realtà ci dice ad esempio che il caffè non le piace, ma dentro di sé si stanno attivando delle aree del cervello che la porterebbero poi, se non ci fossero le altre persone che la guardano, a bere quel caffè. Ed ecco perché è importante arrivare al neuromarketing. Il neuromarketing si concentra essenzialmente su alcune zone cerebrali che si attivano. Allora, l'amigdala è il centro appunto che controlla le emozioni. Le emozioni possono essere piacevoli e allora vanno ad attivare questo pezzetto qua che si chiama nucleus accumbens, che è quello che si attiva quando una cosa ci piace molto, oppure l'insula che si attiva quando una cosa non ci piace per niente. E quindi, ad esempio, quel caffè non ti piace perché siamo soliti bere esclusivamente ginseng. E poi altre 2 zone fondamentali che sono la corteccia prefrontale ventromediale, che di nuovo si attiva quando noi vogliamo qualcosa, viene generalmente chiamata l'area del liking, e la corteccia prefrontale dorsolaterale, questa che vedete qua grande, che è l'area della pianificazione. L'area della pianificazione consapevole che invece si attiva quando noi consapevolmente decidiamo di fare qualcosa.
Quindi queste sono, nel cervello ci sono miliardi di altre aree, però queste sono quelle che prevalentemente interessano dal punto di vista del neuromarketing quando abbiamo davanti uno stimolo e vogliamo capire che cosa succede nella testa delle persone quando vedono, guardano o ascoltano quel tipo di stimolo. Il neuromarketing ovviamente per andare a vedere all'interno del cervello utilizza delle tecniche che non sono i questionari. Ci sono tecniche di tipo biometrico e tecniche di tipo neurometrico. Le tecniche di tipo biometrico sono quelle che misurano dei cambiamenti fisici e sono tecniche, strumentazioni che permettono di verificare cambiamenti nell'espressione facciale, l'eye tracking, cioè strumenti che ci permettono di vedere in che maniera si muove l'occhio di fronte a uno stimolo, la skin conductance, quindi la rilevazione di micro cambiamenti a livello della nostra epidermide, che è fondamentale, ad esempio, nel percepire un cambiamento emotivo. Quindi tipicamente quando io ho degli studenti che vengono come oggi pomeriggio che vengono a dare l'orale all'esame, se io gli metto una strumentazione che rileva il loro cambiamento a livello epidermico, vediamo che ci sono dei picchi perché generalmente l'ansia è molto e lo stress è molto forte. Poi i tempi di risposta ovviamente che possono anche quelli cambiare a seconda lo vedremo del pensiero consapevole o inconsapevole di una persona e chiaramente il battito cardiaco. Tecniche invece più sofisticate che però hanno lo svantaggio di essere tecniche ad alto costo, con bassa accessibilità, soprattutto perché si richiede una capacità nel farle funzionare, nell'interpretare i dati notevole, sono quelle che vanno a misurare i cambiamenti nell'attività cerebrale. L'elettroencefalogramma, il magnetoencefalogramma e l'fMRI che tutti conoscerete, almeno dal punto di vista clinico medico, cioè la risonanza magnetica. Allora, gli strumenti generalmente più utilizzati nell'ambito del neuromarketing, proprio perché sono quelli, diciamo, più a basso costo e più accessibili, sono l'elettroencefalogramma che permette di fare una neuroanalisi e vedremo che cosa ci permette di dare, l'eye tracking che misura come funziona il movimento del nostro occhio e su cosa si fermano i nostri occhi, la famosa skin conductance, l'analisi degli atteggiamenti impliciti che viene fatta attraverso un test, quindi che viene a raccogliere una parte che dovrebbe essere, che teoricamente dal punto di vista del soggetto è consapevole, ma vediamo riesce a trovare anche degli atteggiamenti inconsapevoli e poi tutto quello che riguarda il cambiamento a livello delle espressioni facciali. Allora, partiamo dall'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma è un sistema che prevede una strumentazione che si può utilizzare in laboratorio, che ad esempio alle IUM nel laboratorio di neuromarketing hanno che prevede di mettere un caschetto con degli elettrodi che si inseriscono sulla testa del soggetto, non è invasivo, non fa male, lo faccio anch'io. L'unica cosa un po' fastidiosa è che perché gli elettrodi attacchino bene bisogna un po' pulire la cute, quindi spostare i capelli e spennare un po', ma funziona benissimo. Che cosa ci permette di fare? Ci permette di andare a rilevare l'attività cerebrale e in particolare ci dà degli indici che sono fondamentali. Il primo indice è quello che riguarda la valenza emozionale e in particolar modo diciamo, questi due elettrodi, F3 e F4, vanno a registrare l'attività nel lobo prefrontale sinistro e destro e noi sappiamo che quando si verifica una asimmetria, cioè non c'è un'attivazione, non c'è quasi mai un'attivazione uguale nel lobo sinistro e destro, ma in questo caso quando si attiva maggiormente il lobo sinistro, siamo in presenza di qualche cosa che piace. Quando si attiva di più il lobo destro, siamo in presenza di qualche cosa che non piace. E quindi, ad esempio, se abbiamo la nostra tazzina del caffè, il soggetto può dirci sì, grazie, lo voglio, prendo volentieri il caffè perché è una persona gentile che non vuole essere scortese con chi gliel'ha offerto, ma in realtà si sta
attivando maggiormente l'area prefrontale destra e quindi in realtà il cervello ci dice che ti sta dicendo una cosa, ma il suo cervello ne pensa un'altra. Inoltre, sempre attraverso l'elettroencefalogramma, noi abbiamo degli indici di memorizzazione, di attenzione e di engagement. Senza andarvi a raccontare tutte le onde teta e alfa che vanno a cambiarsi, quello che è interessante è il livello di engagement. Qua vedete una rappresentazione, attraverso un EEG noi possiamo vedere, ad esempio, nell'ambito di un compito di un soggetto, che prima non c'è molto impegno cognitivo, addirittura qua ci sono dei picchi in negativo, quasi di riposo. Poi a un certo punto c'è un picco in alto e vuol dire che lì cognitivamente si è attivato qualche cosa. Quindi, ad esempio, nello spot pubblicitario, nel momento in cui si attiva questo, è perché il soggetto forse si è accorto del prodotto o si è accorto che forse al supermercato può trovare quel prodotto o dal giornalaio o che è esattamente quello che una settimana fa stava cercando. Engagement, quindi i picchi di impegno cognitivo. Quindi vedete che con un caschetto e un po' di elettrodi già un bel po' di cose le abbiamo scoperto. Poi quello che dal punto di vista mio, che ho fatto un dottorato in percezione visiva, è fenomenale è l'eye tracking, perché l'eye tracking con tecniche semplicissime. Un tempo si mettevano gli occhiali per registrare il movimento oculare, adesso ormai si utilizza semplicemente addirittura una webcam che può essere posta su un computer, su uno scaffale. No? Che cosa fa l'eye tracking? Riesce a fare due cose. Riesce a vedere esattamente come si muove il nostro sguardo, perché se io guardo ad esempio quel microfono, in realtà non sto fissa su quel microfono. Nell'andare a guardare quel microfono, i miei movimenti oculari sono passati su tutta una serie di cose. E nel passare su tutta una serie di cose, l'eye tracking ci permette di vedere dove c'è un maggior tempo di fissazione. Ad esempio in questa immagine la parte rossa è quella su cui maggiormente ci si sofferma, quindi in questo caso a una pubblicità di pannolini ci si sofferma maggiormente sulla faccia del bambino. Allora da un punto di vista della comunicazione questo è fondamentale. Io prima ho citato le slide delle colleghe precedenti, e chiaramente se io riesco a costruire delle slide fatte in maniera tale che lo sguardo dei partecipanti si soffermi esattamente su quello che io voglio che guardino, il 70% del lavoro comunicativo è fatto. Poi abbiamo appunto questi apparati qua che sono anche questi poco invasivi, si possono tenere in laboratorio e che cosa fanno? Registrano il battito cardiaco e le famose microalterazioni dell'epidermide di cui noi non ci rendiamo conto ma che sono degli indici che ci danno appunto la variabilità del nostro, dei nostri cambiamenti emotivi. E poi abbiamo invece quello che viene chiamato IAT, cioè Implicit Association Test. In questo caso che cosa si fa? Qua non si richiede più una strumentazione particolare, semplicemente si presentano degli stimoli e si vanno a registrare i tempi di risposta. Il primo che è stato fatto e più famoso era costruito in questa maniera. Si facevano vedere ai soggetti delle immagini di persone di colore o di persone bianche e si diceva persona di colore schiacci il tasto a sinistra, persona bianca schiacci il tasto destro e quindi sul computer si facevano passare queste immagini e i soggetti facevano senza sbagliarsi il loro compito e si registrava il tempo di risposta, no? Quindi quanto ci mettevano a schiacciare il tasto sinistro o destro. Poi si complicava un pochino il compito e si diceva allora hai sempre le tue immagini persona di colore, persona non di colore e poi avrai delle parole. Le parole che richiamano qualcosa di piacevole dovrai, quando compare una parola che riguarda qualcosa di piacevole, devi schiacciare sempre il tasto destro, quello riferito alla persona bianca.
Quando arrivano parole invece che ti ricordano qualcosa di spiacevole, il tasto sinistro personale. E generalmente cosa succedeva? Non c'erano tanti errori, magari il tempo di risposta aumentava un po' di più perché era il computo più difficile, ma gli errori non c'erano. Cosa succede se io inverto? E questo è stato il primo esperimento che è stato fatto con le gambe. Cioè, rimane persona di colore, tasto sinistro, persona bianca, tasto destro, però parole che presentano qualcosa di piacevole, tasto sinistro, parole che presentano qualcosa di spiacevole, tasto destro. Magicamente la persona che aveva dichiarato di non avere alcun pregiudizio sul colore della pelle faceva degli errori e ci metteva di più a rischio. E questo che cosa ci dice? Che nonostante il dichiarato, che non vuol dire che stia mentendo, semplicemente vuol dire che c'è nella sua testa un costrutto mentale, forse culturale, così forte che in realtà nel momento in cui deve fare un compito in cui bypassiamo la corteccia cerebrale, no? Quindi tutta la parte consapevole, viene fuori questo costrutto. Tutti questi sono test che si utilizzano sempre nel neuromarketing, sempre per andare a cercare quello che è il non dichiarato dal soggetto. Questo signore che vedete qua, che poi vi faccio vedere senza gli occhialoni, è Vincenzo Russo allo IUM. Nelle strumentazioni più recenti abbiamo addirittura dei sistemi che ti permettono di esplorare una realtà virtuale mentre ti viene registrato l'elettroencefalogramma e ti vengono seguiti i movimenti oculari. Quindi, ad esempio qua Vincenzo ha messo questo occhialone e poi stava facendo un giretto in un supermercato virtuale. Attraverso una strumentazione del genere non c'è neanche più bisogno di andare a trovare un setting sperimentale, si mettono gli occhiali e si va avanti, ma queste sono le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Un'altra cosa fondamentale riguarda il riconoscimento del picco vocale. A seconda di come varia l'intensità della nostra voce, anche questo può essere un indice che ci dice che c'è qualche cosa che sta cambiando a livello emotivo. E di pari passo con questo abbiamo il riconoscimento delle espressioni facciali. Ci sono dei software di face reader che riescono ad ancorarsi ad alcuni punti del viso e registrando tutte le modificazioni che avvengono riescono a darci un'idea dello stato emotivo che l'espressione facciale sta esprimendo. Sul mondo delle espressioni facciali c'è veramente un universo di cose che state addirittura tirate fuori in una serie TV che si chiama Life Group, che si basa esattamente sulla capacità del protagonista di riconoscere dal micro cambiamento delle espressioni facciali che cosa sta pensando una persona. Allora, prima di passare alla face. Tutte queste tecniche, che sono quelle che vengono utilizzate oggi nei laboratori di neuromarketing, quindi non stiamo parlando di risonanza magnetica, ma di tecniche più accessibili, non vanno prese isolatamente. Per avere un risultato che possa ovviamente essere corretto e dirci ciò che effettivamente sta avvenendo a livello inconsapevole nel nostro cervello, conviene che ce ne siano almeno 2 o 3, perché come avete visto una dà degli indici e poi messi insieme si riesce ad avere un quadro di quello che avviene in quella che è comunque la parte più complicata di noi, che è il nostro cervello. Oggi queste tecniche vengono applicate per lo più appunto al mondo del marketing e ci hanno svelato delle cose sensazionali. Vi cito alcuni casi che sono quelli più famosi. Nel 1975 i dirigenti della Pepsi avevano lanciato la Pepsi Challenge e avevano preso un po' di soggetti a cui veniva fatto bere Pepsi e Coca-Cola senza dirgli che cosa stavano bevendo in una tazza bianca e registravano la risposta, cioè quale ti piace di più, quale continueresti a bere. Sorprendentemente rispetto ai dati di mercato dove la Coca-Cola era sempre più alta della Pepsi,
i soggetti sembravano in maggioranza preferire la Pepsi. Eppure la Pepsi non superò mai i dati della Coca-Cola. Per quale motivo? La risposta ci è arrivata anni dopo, nel 2003, dal neuromarketing. Reed Montag ha fatto uno studio utilizzando, pensate che follia, utilizzando la risonanza magnetica, ha un po' modificato la Pepsi Challenge, cioè metteva i soggetti in risonanza e c'erano due gruppi di soggetti. A un gruppo veniva dato o Pepsi o Coca-Cola da bere e dovevano dire che cosa preferivano. Un altro gruppo veniva detto: stai bevendo la Pepsi, stai bevendo la Coca-Cola, che cosa preferisci? Secondo voi cosa è successo? Allora, quando non sapevano che stavano bevendo Coca-Cola, preferivano sempre la Pepsi. Quando gli si diceva che una era Pepsi e l'altra era Coca-Cola, magicamente preferivano la Coca-Cola. Facendo la risonanza magnetica si è scoperto che quando erano consapevoli di quello che stavano bevendo e bevevano Coca-Cola, si attivava la corteccia prefrontale mediale, quella di cui vi ho parlato prima, l'area del lighting, no? Che fa parte però della corteccia, quindi subentra un processo cognitivo di tipo consapevole e questo si chiama forza del brand, che riesce a superare tutto quello che avviene a livello del sistema limbico che senza il brand ci fa preferire la Coca-Cola. Stessa cosa per quanto riguarda il caso fumo. Come tutti sappiamo, nei pacchetti di sigarette ci sono immagini abbastanza violente e raccapriccianti. Eppure, nonostante tutto questo, vengono venduti al giorno circa 15 miliardi di pacchetti. Quindi o si è sbagliata la comunicazione o c'è qualcuno che non va. Eppure io non fumo, se vedo quei pacchetti a me disgustano, non mi verrebbe mai voglia. Cioè io proprio quando li vedo sono turbata. Il problema è che se voi prendete un tabagista, che cosa succede? È stato studiato proprio questo. Quello che si è andato a vedere, e questo è stato fatto sempre con risonanza magnetica con l'EEG, si è visto che ciò che succede nei tabagisti, non in quelli che non fumano, è che quando vedono quelle immagini si attiva il nucleo accumbens, cioè quello che ti dice è buono, lo voglio ancora, per un'associazione chiaramente tra quelle immagini e quello che c'è dentro al paziente. Quindi in realtà quelle campagne possono servire da prevenzione per chi non fuma, ma per i tabagisti servono veramente a poco. È stata passata al Super Bowl e ha determinato un incremento delle vendite, oltre che della macchina, della Volkswagen in genere. È stato uno degli spot più efficaci nella storia della Volkswagen, è arrivato a 62 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ora la domanda dal punto di vista di comunicazione è perché allora, tutti noi abbiamo apprezzato lo spot. Io poi negli ultimi giorni l'ho visto talmente tante volte che continuo ad apprezzarlo. Allora, cosa succede in questo spot? In cui, se ci pensate, la macchina
arriva dopo che ci è piaciuto, che cosa succede? Sono stati fatti degli studi di neuromarketing che ci hanno dimostrato che si è attivato proprio il sistema limbico, il network fluence e la simmetria prefrontale sinistra, cioè tutto quello che ci porta ad avvicinarci all'oggetto. In che maniera è stato costruito questo spot? Si è presa la macchina e la si è messa da parte, perché il soggetto che abbiamo davanti, i possibili clienti di quella macchina non stanno lì. Siamo andati a prendere qualche cosa che ha a che fare con la storia pregressa di tutti noi e che in qualche modo tutti noi abbiamo incrociato e che ci riporta forse anche ai bambini. Star Wars. Abbiamo messo un bambino perché vedere un bambino che si maschera e spera di essere Darth Vader è qualcosa che va a toccare a livello emotivo, no? Tutti i centri emotivi di tutti noi. E poi all'ultimo, quando finalmente vediamo la soddisfazione di questo bambino, abbiamo il logo e la macchina. E guardate che allora, hanno superato le vendite target del 22%, incremento di vendite di altri modelli, quindi della Volkswagen in generale del 24%, sono state incrementate le vendite della Volkswagen negli Stati Uniti del 26%, con il passaggio al Super Bowl di uno spot che in questi giorni facevo rivedere e mio marito, appena onesto, mi guarda, ah sì, ma è lo spot della Volkswagen, me lo ricordo. Quindi uno spot che è rimasto. Allora, tutto questo, questi erano così un po' di esempi di intanto di come funziona il neuromarketing e di applicazione. Il neuromarketing si può applicare a tantissimi ambiti. Siamo agli inizi in realtà, nonostante sia del 2002 la prima accezione di neuromarketing, però non è ancora, anche per una questione proprio di costi e di cambiamento di paradigma, non è ancora entrato completamente nel mondo della comunicazione, però il futuro è proprio nel neuromarketing, nell'andare a incrociare il consapevole e l'inconsapevole e andare a smuovere quella parte che c'è dentro l'essere umano che fa sì che poi anche il pensiero razionale segua di conseguenza. Allora, io tutto questo mi piacerebbe dire che l'ho imparato da sola e mi sono formata da sola, ma non è assolutamente vero, quindi da parte mia un ringraziamento ovviamente a Vincenzo Russo e ai ragazzi del Brain Light dell'Università dello Yale con cui collaboro sul tema neuromarketing, anche perché nel caso in cui vogliate fare delle chiacchiere hanno un laboratorio dove trovate assolutamente tutto e un grazie a voi che mi avete ascoltato. Grazie davvero Alessandra, e grazie anche di aver iniziato con il problema del presenter, ma avete capito quanto di fatto il neuromarketing possa aiutarci nella comunicazione, perché Alessandra ha parlato di brand, di situazioni di mercato, ma come avete capito nulla toglie al poterlo utilizzare anche nei nostri ambiti. E proprio per questo io lascio la parola adesso, e chiedo di venire qui anche a lui, ad una persona che avete già conosciuto se siete stati con noi ad ottobre, Antonio De Ruda, docente universitario, consulente in strategie digitali, coordinatore della comunicazione digitale. L'altra volta avevo detto della presidenza italiana del G20 del 2021 e oggi devo dirvi della presidenza italiana del G20 del 2024, perché è stato confermato e quindi se certo, ok, con tutti i se e i ma del caso, però come dire avremo anche questa. Bene, Antonio ci illustrerà invece il neuromarketing dal punto di vista applicativo e nelle politiche pubbliche e dopo tutto il resto te lo dice lui. Poi cambio forse. Allora, buongiorno a tutti, per molti ben ritrovati. Dunque, una piccola sfida che aspetta, nel senso che abbiamo visto nella presentazione precedente, che più di voi magari è stata la prima volta che ha approcciato il neuromarketing,
abbiamo visto, secondo me, una materia decisamente affascinante, no? Però poi uno si chiede, vabbè, ma poi come riesco ad applicarla, no? In particolare in quella che è una comunicazione magari pubblica, istituzionale. Proviamo, vediamo un po', no? Non è facile, siamo ancora ai tempini, lo usano ancora poche aziende, quindi immaginiamoci. Il tema è sempre quello, poi alla fine, è una materia che comunque per essere studiata e applicata bisogna battere. Ma, ma in realtà molti studi che vengono fatti oggi dalle aziende ci stanno dando degli output, dei risultati che possiamo pescare da lì, voglio dire. E quindi io volevo partire proprio, è quello che è vero? Sì. Volevo partire proprio dall'ambito aziendale, no? Infatti mettiamo un attimo in pratica poi quello che può avvenire andando a far leva sulle emozioni nella comunicazione. Vi piacciono le bici o vi è capitato recentemente di dover acquistare una bici? Beh, puoi andare su un sito, questo è il sito di un produttore di biciclette, e questa spesso è la situazione che ci troviamo di fronte, no? Ci viene presentato un prodotto con le sue caratteristiche, in particolare il prezzo e in particolare, come possiamo vedere, una scontistica che viene messa in evidenza. E questo sito faceva un certo volume di vendite. Sta parlando alla nostra parte emotiva questa pagina? Se si emoziona solo a vederla così una bici, no? Bene. Però si può fare qualcosa di più per pizzicare altre corde. E allora decidono di modificare il sito, ovvero diventa così. Quindi c'è di nuovo la bici, le caratteristiche, le varie tipologie, eccetera, ma all'inizio viene messa una immagine che proietta immediatamente la persona nell'uso di quello strumento, nell'utilizzo di quel prodotto, con un taglio emozionale, cioè ti fa già sentire in sella quella bici, in un bel paesaggio, in una strada sterrata, in sostanza quello per il quale tu in quel momento stai proprio cercando, voglio un prodotto per fare qualcosa. Com'è andato questo esperimento? Intanto ve li metto a confronto, no? Quindi era così, trasformata così, è bastato inserire, no, quell'immagine per avere al termine di un periodo che è stato preso in esame addirittura un più 110% di vendite. Tutte dovute a quell'immagine, cioè basta così poco. Rimane sempre il tema dell'attribuzione poi, di quelli che sono gli effetti in termini di vendite, per esempio nel campo aziendale, a quelle che sono le strategie di comunicazione. Non è facile spesso, no, attribuirle, però senza dubbio qui vediamo come è bastato andare a toccare alcune corde emotive per cambiare magari il comportamento delle persone. Qui stiamo parlando di comportamento in termini di acquisto. E poi arriva la grande domanda, vabbè, ma questa roba come la applichiamo però alla comunicazione pubblica? Cioè, non vendiamo biciclette, giustamente. Però, per esempio, potrete trovarvi a dover promuovere un comportamento responsabile, magari di utilizzo della bici. Quindi voi non andate a vendere, ma l'amministrazione pubblica può promuovere l'utilizzo di una bici. E come lo promuove allora questo utilizzo, diciamo, migliore della bicicletta? Ed è qui, ecco, che secondo me si può cominciare a ragionare sul fare qualcosa in più e sul pescare alcuni casi di studio interessanti che ci provengono dal mondo aziendale, che è quello che si è avvicinato prima al neuromarketing, ma che magari possiamo utilizzare anche nell'ambito della comunicazione pubblica. Quello che avete visto in comunicazione passa come una cosiddetta, viene molto semplificato, tenete conto che nel passaggio dalla presentazione della professoressa al mio andremo a semplificare molto, perché così accade quando si passa poi dal mondo dello studio e dell'accademia al mondo pratico, beh, un po' più terra-terra. Noi come la chiamiamo in comunicazione? Attrazione emozionale. Cioè, quando oltre alle informazioni che ci rivolgono alla parte razionale del nostro cervello, proviamo a prendere anche a utilizzare degli elementi che possono essere anche dei testi, anche i testi possono fare leva sulle emozioni, oppure degli elementi visual come le foto e i video che provano a stimolare di più la nostra parte più emotiva, andando a sollecitare quello che in gergo viene chiamato un emotional arousal, no? Quindi una
passate un termine, uno shock emotivo, anche piccolo. Ma in fondo noi non ce ne rendiamo conto, ma già lo facciamo, anche nella comunicazione istituzionale, che può sembrare molto distante da quello che abbiamo visto adesso. Per esempio, in questi giorni ho preso il sito dello sviluppo rurale Veneto. Bene, ho preso questa notizia, c'è qua un documento di sintesi, sviluppo rurale Veneto, la strategia, gli interventi, le risorse, del complemento regionale. Quindi in questa parte che sto leggendo, sono una parte proprio razionale, cioè qui abbiamo un documento fatto di testi, di numeri, quindi parte razionale, ma viene accompagnato giustamente nella comunicazione da un'immagine che vuole essere volutamente molto evocativa, evocativa, che vuole toccare delle corde diverse rispetto a quelle più razionali del documento. Quindi qui magari anche inconsapevolmente, non so se oppure chi gestisce il sito sa già tutte queste cose, prova a far leva su questo. Perché altrimenti l'altra opzione quale potrebbe essere? E ne vediamo, ne vediamo. Non è che ho provato a fare un fotomontaggio io, ma tu potresti avere anche una cosa del genere. E ditemi che non l'avete vista. Spesso amministrazioni o organizzazioni che per comunicare l'uscita di un documento mettono l'immagine del documento o della norma o quello che è. Se ne vedono e come. Ecco, io ho giocato un po', no? Torno magari a quella di prima, ma poi ve ne metto a confronto. Ecco. Quale potrebbe funzionare meglio? Uso sempre il condizionale perché qui siamo entrati, come avete capito, probabilmente anche nella presentazione precedente, in un mondo di grandi incertezze, però non c'è sicurezza, non è posso dirvi, usa per forza quell'immagine lì e vedrai che i risultati saranno, avrai molti più click, venderai di più quel documento, per dire, no? Non lo posso dire. Però che cosa abbiamo fatto involontariamente su quel sito? Se non applicare la stessa cosa che abbiamo visto prima, no? Siamo passati prima dalle biciclette, no? Presentate in un modo, presentate in un altro, e anche in quel caso potevamo presentarlo in questo modo e è stato invece presentato. Quindi già qui possiamo vedere un'applicazione pratica che già facciamo, che potremmo fare nella nostra comunicazione di tipo istituzionale, cioè il provare comunque a utilizzare delle leve più emotive, vedi un certo tipo di testi, video o fotografie, per veicolare i nostri messaggi, perché noi alla fine facciamo questo. Veicoliamo messaggi, promuoviamo politiche, sponsorizziamo iniziative, non vendiamo prodotti. Però certe tecniche le possiamo applicare anche lì. Ci ha raccontato prima, no? La professoressa, come si fa oggi a capire se effettivamente quello di destra funziona meglio rispetto a quello di sinistra. Sì, avete impostato, sì, ok. Già il cervello dopo la presentazione prima. Bene, allora, sicuramente lo strumento, no, abbiamo visto prima, più impegnativo, però anche quello che ci ha permesso di fare dei grandissimi passi in avanti rispetto alle conoscenze, alle nostre conoscenze precedenti, è la risonanza magnetica funzionale, no? Ma in particolare è lo strumento che negli anni ha dimostrato di poter analizzare in maniera accurata che cosa? L'attivazione dei neuroni nel nostro cervello e metterla in correlazione soprattutto con gli stimoli che ci arrivano. Per stimolo si intende anche la news che vediamo sul Veneto rurale, attenzione, tutti i tipi di stimoli, non pensiamo solo allo stimolo, no, del prodotto, qualsiasi tipo di azione di comunicazione marketing, ma in particolare la risonanza magnetica ha permesso di studiare in profondità che cosa? Il funzionamento di un sistema di ricompensa che scatta nel nostro cervello. Quando interviene questo, diciamo, sistema di ricompensa, proprio nei meccanismi di motivazione che ci portano a fare delle scelte, che possono essere delle scelte di prodotto, di acquisto, ma anche dei comportamenti da adottare. E quando parliamo di comportamenti da adottare, siamo a tutti gli effetti all'interno, per esempio, no, di un'azione di comunicazione pubblica. Queste immagini, no, ho cercato di ricollegarmi un po' anche alla presentazione precedente. No? Abbiamo visto come non ha funzionato. Non ha funzionato in termini di comportamenti da promuovere. Tutti convinti che con queste immagini qui o con altre avremmo smesso tutti di fumare. E non è stato così. In realtà
ha solo confermato in chi non fuma, neanche io fumo, ha solo confermato in me, mamma mia, non mi ci avvicino, ma in chi fumava, in realtà l'esperimento fatto da uno studioso, che è uno di quelli che ha approfondito di più la materia del neuromarketing, Lindstrom si chiama, ha fatto nel 2004 uno dei più grandi esperimenti di neuromarketing, coinvolte circa 2000 persone che sono state, passate in termini, analizzate da te come tester, proprio messe di fronte a delle immagini come quelle che ci ha mostrato prima la professoressa, e è emerso quello che abbiamo visto. Questo è un tipico caso, quindi, di una comunicazione pubblica. Qui siamo nel campo della comunicazione pubblica, quindi il più grande, almeno uno dei principali esperimenti, quello che ha coinvolto quantomeno più persone come tester, fatto al mondo, è stato fatto sulla comunicazione istituzionale. Guardate, poi legata a dei prodotti da vendere, attenzione, d'accordo? Quindi non pensiamolo come un qualcosa lontanissimo da noi. In questo caso è il tipico caso in cui chi ha preparato la campagna era convinto di aver fatto bene, con le campagne antifumo al plurale, e invece il neuromarketing ti ha dimostrato no, non andava per niente bene. Andiamo a vedere il caso opposto invece, e stavolta veniamo in Italia. Andiamo a vedere sempre una campagna di tipo istituzionale, quindi non si tratta di vendere nulla, anche in questo caso, e anche qui sono state applicate le analisi di neuromarketing per arrivare in realtà, se vogliamo, con una forzatura possiamo dire, al risultato opposto rispetto a questo. Ed è un'analisi che è stata fatta proprio dal laboratorio che citava alla fine la professoressa, quello dello Ulm. Allora, la campagna della quale vi parlo è questa qui. È una campagna della pubblicità Progresso, quindi di nuovo, no? Siamo in ambito di comunicazione istituzionale, vi dicevo. Si chiamava la campagna Punto su di te, ed era una campagna sulla parità di genere, il ruolo delle donne nella società, e una campagna che prevedeva manifesti, che prevedeva video, che prevedeva un sito internet anche di atterraggio, e in particolare, come vi dicevo, prevedeva una pubblicità video che è poi stata diffusa su vari canali, dalla televisione fino ai media online. Vediamocela un attimo insieme. Poi vi dico che cosa è successo rispetto a questo video quando sono state analizzate i riscontri, no, emotivi che ha generato nel pubblico target. Allora, bene, qualcuno l'aveva già vista per caso, di qualche anno fa ormai, no? E allora, non vi chiedo cosa ne pensate, tanto abbiamo capito che non serve a niente, no? Voi adesso mi direte sì, bella, no? Poi in realtà vi facciamo le analisi con il neuromarketing e scopriamo che non è vero quello che ci avete detto, quindi nemmeno ve lo chiedo. E scherzo, ovviamente, no, ma allora, è stato chiesto a un gruppo, è stato analizzato un gruppo misto di ragazzi e ragazze, gli è stato mostrato questo video e gli è stato chiesto: ma che ne dici? Che ha avuto impatto, ti è piaciuta, ti ha smosso qualcosa? Gli è stato chiesto, ok? E questi sono stati i risultati. Allora, i dati di self-report, chiamiamolo così. Il gradiente di piacevolezza e di coinvolgimento dello sport. È emerso che i ragazzi maschietti hanno gradito lo spot con un punteggio medio di 4,84 su una scala che va da 1, che non è piaciuto per niente, fino a 7. 7 più quanti. Mentre le ragazze hanno riportato un punteggio medio pari a 5,56, quindi è piaciuto di più alle ragazze quando l'hanno chiesto. Sulla base di questo, cosa potremmo dire? Ha funzionato quella campagna? Vedo un no, ad esempio.
immagino doveva spingere gli uomini a non fare quelle cose, quindi doveva forse piacere di più agli uomini, doveva avere più coinvolgimento sui ragazzi che sulle ragazze, per esempio, no? In parte è vero, cioè qui, in parte, qui ovviamente uno con una campagna del genere deve provare a sensibilizzare tutti i maschi, ma non solo. Però vedendo qua uno potrebbe dire, ahia, la campagna non è andata come pensavamo, dati di self-report. Poi a quel punto si passa invece all'analisi da parte del laboratorio di Hume, quindi con gli strumenti di neuromarketing, andando a capire un po' meglio dietro le quinte a livello emotivo come è andata. E qui vedete che le cose cambiano, ovvero, innanzitutto, fatto un face reading, scusate, è stato fatto dei volti. Cosa succedeva quando le persone, questi ragazzi e queste ragazze guardavano questo video, e che cosa è successo? Che l'analisi con il face reader ha evidenziato che nei ragazzi c'è stata una più ampia attivazione dell'espressione facciale corrispondente alla rabbia. Abbiamo visto prima, c'erano le immagini di quella serie TV molto simpatica, tra l'altro, Like Me. No, si vedevano queste microespressioni che nella serie TV, non so se qualcuno l'ha mai vista, lui riesce a vedere, ma così facile ve lo dico, è il tipico campo in cui una serie va un posto da fare. Non è così semplice, sono alcuni bravissimi, che riescono a cogliere il ciglio che si alza mentre parli, eccetera, ma col face reader non scappi, si vede. Rabbia. Le ragazze invece, vedete, hanno provato più tristezza e sorpresa, mentre i ragazzi più tristezza e accoppiante. Che cosa è successo quindi? Qui entriamo nel campo delle interpretazioni. Probabilmente c'è stato proprio un processo di identificazione. Io, ragazzo, mi sono identificato con quelli che scrivevano quelle cose e ho provato rabbia nei confronti dei miei simili. Mm? Sì, esatto, no? Bene. Già qui, diciamo, attenzione, forse ha funzionato questa campagna allora, rispetto a quello che abbiamo visto prima, no? Poi, quando si prova un'emozione, no? Non solo si va a misurare la sua intensità, forte, debole, eccetera, ma si va a misurare anche che cosa è successo, il grado di positività o negatività di questa emozione, può essere positiva o negativa. Ecco, quindi l'analisi successiva ha messo in evidenza come nei ragazzi abbiamo avuto una valenza negativa media, quindi ragazzi maschi, no? Che è risultata quasi il doppio di quella delle ragazze, cioè hanno provato una sensazione molto negativa. Che va bene in quel caso, andava bene. Era questo effettivamente, e poteva essere questo uno degli obiettivi di quella campagna. Farti vedere che cosa hanno fatto dei tuoi, ripeto, tra virgolette, simili, provi rabbia, provi negatività e questo dovrebbe, uso sempre il condizionale, portarti magari a non compierlo tutto il gesto. Più rispetto nei suoi confronti. Ecco, questo secondo me è un caso interessante di nuovo di comunicazione pubblica, comunicazione istituzionale, al quale è stato applicato il neuromarketing che ci ha dato dei risultati che altrimenti senza gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, risultati ai quali non saremmo potuti arrivare, perché avremmo avuto quello il self-report appunto che ci avrebbero dato altri risultati che abbiamo visto sulla valenza di questa campagna. Se volete approfondire tra l'altro che proprio questa campagna e l'utilizzo appunto del neuromarketing nell'ambito della comunicazione istituzionale, c'è la collana sulla comunicazione sociale fatta proprio dalla pubblicità Progresso, dedicata alla comunicazione di genere e al suo interno c'è proprio un approfondimento. Io qui vi ho fatto vedere velocemente 2 o 3 dati su quella campagna lì, ma c'è un approfondimento proprio sullo studio di neuromarketing che è stato fatto nel caso di quella campagna. Bene. Torniamo un attimo al fumo, adesso, a quella che invece non aveva funzionato. Perché non aveva funzionato? Anche grazie agli studi che sono fatti su quel tipo di campagne, quelle istituzionali che tendono a mettere in risalto solo o il divieto, non fare questo, oppure attraverso le leve della paura, come quelle del fumo, no? Pensate agli incidenti stradali, guida più piano e ti fanno vedere le immagini dell'incidente, per esempio. O in alcuni casi, in alcuni paesi è stato fatto, disegnano sulle strade
la sagoma delle vittime e te la lasciano lì. Ti genera paura. Per me spesso e volentieri non funziona. Ho detto, com'è possibile? Quando vado, appena vedo lì una sagoma sulle strisce pedonali, la prima cosa che viene da fare è rallentare, no? E nonostante questo, quando poi vanno a vedere effettivamente se queste pubblicità, se sono riuscite a cambiare il comportamento o no, spesso e volentieri si vede che falliscono. E allora è stato ribaltato un po' nel corso degli ultimi anni a livello di comunicazione istituzionale il modo di porsi, l'approccio nei confronti della costruzione di queste iniziative, andando a dare una maggiore enfasi su un'altra tecnica, non tanto quella di farti paura, di spingere sul divieto, ma un altro tipo di spinta che viene definita nell'ambito della comunicazione la spinta gentile. Immagini, no? Dato che è valso tra l'altro immagino anche a un premio Nobel per l'economia all'economista che lo ha poi sviluppato, insomma, ma andiamolo a vedere un po' meglio, sempre nell'ambito della comunicazione pubblica e istituzionale. Vi faccio vedere dei piccoli esempi di questa spinta gentile. In cosa consiste la spinta gentile in sostanza, no? Ti faccio scegliere un comportamento perché per te è conveniente in un certo senso. È la migliore delle scelte possibili, non perché c'è un forzo sulla parte del divieto o ti faccio paura. Quando siete entrati qui stamattina, avete visto sulla sinistra che c'erano tutte le zucche di Halloween, non so se ci avete fatto caso. È un po' così, no? In questo periodo. Mia figlia pure ieri è stata a casa di un'amichetta a fare le zucche. Bene, mi direte, ma che la zucca, no, di Halloween con neuromarketing? Ecco, in realtà c'entra anche un po' con le cose di cui vi occupate. Nel senso, sapete in America quante zucche vengono buttate quando cibo sprecato per fare appunto metterci le candeline dentro quando vengono svuotate? Vi faccio vedere un po' di numeri, li vediamo da questa locandina. 22 milioni di zucche che vengono buttate letteralmente ogni anno, solamente una su 9 il contenuto viene cucinato, utilizzato. Stiamo parlando di roba commestibile, commestibile. 32 milioni, cioè varrebbe praticamente un cibo che viene buttato a un valore di circa, hanno calcolato, una stima di 32 milioni di dollari. Cioè, per fare sta stupidaggine di Halloween, buttiamo via cibo per 32 milioni di dollari. E quindi qualche anno fa negli Stati Uniti è stata fatta una campagna, salva la zucca, tipo, no? Appunto, save the pumpkin, tipo una cosa del genere, no? Ma come è stata fatta? Spingendo effettivamente su questi numeri qua, cioè facendoti sentire in colpa, per esempio, non funziona quella roba lì, o almeno solo quella roba lì abbiamo capito che non funziona. E allora che cosa hanno fatto? In realtà questa campagna ha puntato molto su insegno a cucinare la zucca, le ricette, quanto ti fa bene la zucca, le proprietà nutritive della zucca e quindi no, quello che stai svuotando, guarda che può servirti perché ti dà più forza, ti tonifica, eccetera, eccetera. Quindi tutta la parte di comunicazione sui social media, sul sito, era molto basata su questo. Poi nelle locandine, vedete, quelle mettevano pure un po' di numeri, ma l'errore qual è spesso e volentieri, magari chi fa campagna di tipo istituzionale, è puntare solamente su quei numeri lì, farti sentire in colpa sperando che quello porti a un comportamento positivo. Ahimè non è così, o non sempre funziona. Invece ecco qui l'esempio di spinta gentile. Ricetta, ti spiego come si fa, ti do qualche suggerimento simpatico, ti faccio capire quanto ti fa bene. Vi faccio un altro piccolo esempio di spinta gentile che magari vediamo tutti i giorni, non so se qui a Mestre c'è, ma vedete anche in altre parti in realtà della regione. Un altro esempio di come a livello pubblico si può dare questa spintina gentile. Quando guidate e passate in un centro abitato, hai due possibilità per dirti di andare piano. O facciamo tre, dai, una più macabra. Potrei far vedere la foto di bambini morti così perché c'è una scuola lì e lo fanno, in molti paesi lo fanno. Oppure due, ti metto bene in evidenza che c'è un divieto, ti dico che c'è una multa di X mila euro, ti faccio vedere che c'è il come si chiama?
l'autovelox, eccetera. Oppure faccio questo lavoro qui. Niente, faccio niente perché... Andrete velocissimi a questo punto di attraversamenti, ma adesso vabbè, vediamo se qualcuno intanto vuole indovinare. Poi si può... E come fai a finta gentile? Proviamo pure. Dai. Oppure spinta gentile. Stai andando bene. No, lui però va malissimo. Ve la posso far vedere, vi lascerò con questa dubbio, ma cosa useranno mai? Lo faccio immaginare, cosa useranno mai per farci andare piano? No, niente, ragazzi. Sì, vado avanti, dai. C'è un libro, c'è un libro, se volete approfondire questi aspetti, scritto da un italiano, che non ci allontaniamo troppo, e che ha lavorato per diversi anni nell'ambito di varie organizzazioni non profit e che lavora proprio, cioè il libro ha approfondito questo aspetto qui del ruolo delle emozioni per, ad esempio, fare campagne di fundraising, o spingere le persone a fare determinati comportamenti, che si chiama emotion raising. Dopo, appena ritornano le slide, ve lo faccio vedere. Emotion rising. E può essere interessante, secondo me, proprio perché tira via tutta la parte di prodotto, neuromarketing, comunicazione emozionale per vendere, invece no, comunicazione emozionale per cercare di spingere le persone a prendere dei comportamenti di un certo tipo. Ora però, non è così semplice, non è che basta la piccola spintina gentile, fargli la ricetta della zucca e abbiamo risolto. Si deve creare un vero e proprio contesto di comunicazione positiva intorno alla persona. Quindi c'è più lavoro da fare rispetto magari ad alcuni espedienti che possono aiutare. Ecco, in questo tenete conto che sempre le analisi di neuromarketing ci danno delle indicazioni su come creare questo contesto favorevole a fare in modo che le persone prendano delle scelte positive che vanno nella direzione di quello che noi auspichiamo. Una di queste è quella di creare intorno alle persone dei contesti favorevoli, delle atmosfere familiari, a loro familiari. Proviamo anche in questo caso a portarla a terra questa cosa, e adesso vi faccio, appena riparto le slide, vi faccio vedere degli esempi concreti. E questa è quella successiva. Sì, questa è quella dopo, quindi l'altra presentazione. Quella, elettroneuromatico. Ma potete già andare alla data da 22. Vabbè, vado avanti io. Così. Oh, eccoci qua. Intanto vi faccio vedere la spintina qual era. Questa qui, la faccetta sorridente, o in certi casi trovate il thumb up, il pollice alto, no? Ad esempio, anche, poi puoi trovare varie forme, no? Io l'ho visto in Germania, è molto diffuso, per esempio. Poi, se vai più veloce, invece c'è la faccetta arrabbiata, eccetera. Però questa è il tipica spinta del stai facendo, attuando un buon comportamento. Questo è il libro che vi dicevo, Le neuroscienze applicate al fundraising di Francesco Ambrogetti. Appunto, studiare un po' questa cosa lato Italia, lato comunicazione non di prodotto.
vado un po' più veloce perché sono già andato avanti in realtà e vi dicevo il tema dell'ambiente familiare. Quando ci troviamo in un ambiente conosciuto siamo maggiormente predisposti a generare dopamina. La dopamina è quella sostanza che ci spinge proprio a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, mentre quando ci troviamo in un ambiente che non conosciamo siamo un po' sul là, ci trasmette ansia. E allora, ma questo come lo porto in comunicazione? Beh, pensiamo per esempio alla comunicazione online. Qualche anno fa negli Stati Uniti è stato fatto uno studio sui siti web delle università e ci si è accorti che sono praticamente un po' tutti uguali. Qui vedete due esempi, si aprono tutti con la stessa foto, tiro, image, ci sono i ragazzi che fanno qualcosa, possibilmente non seduti a studiare, perché vabbè è un concetto americano, l'università ti deve dare altro, non è come da noi, no? Sei seduto, ascolti, no? Non è così, ormai per fortuna è cambiata, devo dire, però quando ho studiato io era così. Poi io ho studiato alla Sapienza, vabbè, chiusa. Invece, come quindi lo traduciamo questo ambiente familiare? Per esempio, se domani dobbiamo rifare il sito internet della nostra organizzazione, dobbiamo per forza inseguire la creatività estrema, quella che ci porta a discostarci dagli altri, perché sono noi così colpiamo meglio l'attenzione dei nostri utenti? Direi attenzione. Fateci caso anche quando un po' navigate da lato utenti su siti di istituzioni, di giornali, alla fine c'è molta omogeneità, che sarebbe un errore attribuire alla mancanza di creatività delle agenzie. Ma guarda, queste agenzie, ormai non c'è più quello creativo che ti fa il sito che si distacca dagli altri. C'è magari qualche elemento, ma è voluta questa omogeneità. Quindi una cosa, ad esempio, che possiamo applicare è questo: studiamo che cosa fanno gli altri e quando andiamo a costruire la nostra comunicazione cerchiamo di andare incontro a quello che l'utente si aspetta, senza discostarci troppo, un po' di pizzico di creatività, ma senza discostarci troppo. Per esempio, anche l'Agid, a livello quindi istituzionale, ormai suggerisce alle amministrazioni, in certi casi a spinta gentile, no? A fare cosa? Ad adottare un unico modello di sito web, in modo tale che i cittadini si possano muovere tra i vari siti e sapere già che quel tipo di informazione la trovano in alto a destra, non che in un ministero ce l'hai da una parte, nel comune ce l'hai da un'altra. Questo aiuta molto e predispone verso un atto decisionale, per esempio. Ecco, quindi questo per esempio vedete, è il sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Qui trovate per esempio tutte le risorse che vengono messe a disposizione per realizzare siti e app dei comuni. Ripeto, non è un... Uno potrebbe anche reagire e dice: mamma che tristezza, saremo tutti uguali, tutti appiattiti. Vi ripeto, un po' di spruzzatina di creatività te la permettono, ma va proprio incontro al tema che vi dicevo comunicativo del creare ambienti familiari. Questo anche è il pattern, lo schema pensato per i nuovi siti dei comuni, che non è nemmeno male, devo dirvi la verità. E quindi anche lì andare a vedere cosa... No, se io, ad esempio, so che i miei utenti che arrivano sono utenti che vanno spesso a vedere anche i siti del comune, eccetera, dove sono lì le informazioni? Prova a replicarlo proprio per facilitare la navigazione e la scelta, il compiere determinate azioni. Ma questo, se volete, per fare un'altra incursione veloce nel mondo aziendale, ma in fondo tutti i siti di e-commerce, ma come sono fatti? Se non tutti molto uguali. Guardate questi due, no? Allora, questo cos'è? Amazon, no? Beh, ma quest'altro, questo invece è un altro sito sempre e-commerce. Così è. Attenzione con la creatività, quando questo qui invertono, ma perché? Perché loro leggono la destra verso sinistra. Quindi fare il creativo come dire: ah dai, ma noi mettiamo alla destra l'immagine, così ci discostiamo da Amazon. Dato che in questo caso Amazon è il regno dove gli utenti vanno più spesso e si aspettano un certo tipo, no, di impostazione, la replico anche sui miei siti. Che cosa bisogna fare a quel punto per cercare di porre in discesa la scelta da parte degli utenti? Ma tre attività. Il primo, come vi dicevo, si fa analisi. Andiamo a vedere effettivamente altri siti, altre comunicazioni che avvengono di organizzazioni simili alla mia sui social media, per esempio. Vi faccio vedere una piccola cosa che avevamo fatto con una organizzazione, quindi non siamo nell'ambito del profit, ma del no profit, però questa organizzazione ha tra i suoi obiettivi di comunicazione a quello di raccogliere
contatti, persone che poi può coltivarsi attraverso l'invio di newsletter. E si era posto nella costruzione del nuovo sito, dove lo mettiamo il modulo, quello per raccogliere i contatti? Sembrano, guardate, scelte banali, molto... Vabbè, ma da sinistra e da destra è uguale. Non è così. Allora, nell'attività di analisi, siamo andati a vedere, per esempio, banalmente su Google abbiamo messo modulo di raccolta di contatti, no? Poi siamo andati su immagini e abbiamo visto i vari siti dove lo posizionano. E se ci fate caso, la maggior parte dei siti ce l'hanno a destra, non tutti, alcuni ce l'hanno anche a sinistra. E allora dico, ma che faccio? Mi discosto da quello che l'utente di solito si aspetta sul sito perché voglio essere creativo o a secondo e creo quell'ambiente familiare che vi dicevo può essere molto utile alle scelte. In questo caso, per esempio, l'abbiamo messo a destra, ma poi vi dico cosa abbiamo fatto perché è la seconda cosa da fare. Prima vi apro una piccola parentesi. Un altro elemento mi avevano detto, poi nella pagina del modulo ci mettiamo delle persone, perché avevano sentito in altri corsi che i volti, le persone funzionano nella comunicazione. Sì, funzionano, ma per cui la professoressa che ha fatto anche un dottorato, funzionano fino a un certo punto. Può essere anche controproducente quello di mettere un volto o una persona. Perché? Perché i volti catturano la nostra attenzione. Quindi c'è il rischio che io arrivo su un sito e mi fisso sui volti delle persone, non vedo nemmeno il modulo. Allora che cosa fanno? Per piccolo parentesi, vi faccio vedere certi trucchetti che usano. Usano degli espedienti direzionali. Guardate questo, no? Qui c'è il rischio, se facessimo magari un eye tracking, che le persone si soffermino sul volto della ragazza. Io qui ho coperto al momento che cosa invece l'espediente che hanno usato. Invece guardate loro cosa hanno fatto? Eccettina. Basta quello per portare l'utente, ok, mi soffermo perché c'è un volto sorridente, aperto e la mia attenzione è catturata, ma poi devo portarla dall'altra parte l'attenzione, se no veramente è controproducente. Quindi attenzione anche nell'uso, magari dite, è bello mettere persone nel mio sito. Pensiamoci sempre, guardate questi altri espedienti che vengono utilizzati. Guardate qui, no? Bel volto, sorridente, che ti guarda, ma ti dice, aspetta, vai di qua, va. Che è qui che devi compilare, fare qualcosa, eccetera. Oppure forme del genere, guardate sempre come si creano queste linee direzionali. Oppure addirittura questi hanno esagerato, secondo me, cioè, ha messo il modulo, qui non hai modo, sembra una gabbia, no? Una gabbia visiva ti hanno creato, non hai modo di scappare. O guardi il modulo o guardi il modulo. No? Ecco, tenetene conto di questi aspetti anche sulla comunicazione sui social. È bene usare le persone, ma anche lì attenzione a come. Per esempio, guardate questa immagine, no, che è stata usata da tra l'altro una società che fa software. Questa è un'immagine che, per esempio, non va bene. Cioè, chi punta diritto, no? Sei magari anche ammaliato, poi ci sono degli elementi che un po' furbeschi, perché questa è una società che secondo me ha un target maschile e quindi ma quando ve l'ho fatta vedere avreste pensato che fosse la pubblicità di un software, no, sembrava dello shampoo per capelli, quindi c'era anche un elemento un po' furbesco, per essere diplomatici. No. Invece guardate quest'altra, qui c'è sempre un bel volto femminile aperto così, ma guardate gli occhi, no? Vanno verso la direzione dove poi troviamo sotto il nome del software che in quel momento vogliono venderci, quindi WordPress. Chiusa parentesi, solo contato questo piccolo lavoro che avevamo fatto con questa organizzazione, ma per farvi capire quanti sono poi gli elementi da tenere in considerazione. Seconda cosa da fare, quindi prima faccio un'analisi, vedo l'ecosistema intorno a me e come posso creare un ambiente familiare. 2, testare. Perché? Perché non abbiamo mai la verità. Il fatto di metterlo a destra non è detto che effettivamente performi meglio sul mio pubblico rispetto a metterlo a sinistra, e oggi esistono delle possibilità di testare 2 pagine diverse, per esempio di mettere online 2 pagine diverse, un certo tipo di pubblico vedrà la pagina con il modulo a sinistra e un altro tipo di pubblico vedrà la pagina col modulo a destra, e dopo magari 6 mesi posso fare la prova per vedere dove ho raccolto più lead, che ho trovato più contatti. Per esempio, una cosa che mi aveva colpito era quando il giornale di Vicenza aveva rifatto il sito un po' di anni fa. Devo dirvi la verità che all'inizio avevo provato questo non vi voglio dire fastidio, però
Allora, questo è il Corriere della Sera ed è anche lo schema della maggior parte dei giornali. Immagine a sinistra, testo a destra. Il giornale di Vicenza qualche anno fa se ne esce con questo schema qui. Mi ha creato una frizione. Ecco, questa qui. Dobbiamo evitare questo. Frizioni che magari a volte sono anche inconsapevoli, non ce ne rendiamo conto come utenti. Però ecco, questo è il tipico esempio in cui magari lo stavano testando, non lo so, perché l'ho messa qui come esempio di un possibile test. Però se ci vogliamo discostare effettivamente da quelli che sono gli ambienti familiari in comunicazione, testiamo sempre. E infine, conoscere bene il proprio pubblico, perché è vero che il cervello umano è quello, è vero che il neuromarketing ci sta insegnando che tutta una serie di reazioni che studiamo, emotive, sono molto omogenee, cioè le ritroviamo veramente tra un pubblico molto ampio, però è vero anche che nel corso degli anni ci sono ovviamente degli elementi che vanno a impattare sulle nostre reazioni. A livello culturale, per esempio, il contesto in cui viviamo, le famiglie da cui proveniamo. E per esempio questo lo vedo quando, lavorando io nell'ambito della comunicazione internazionale, soprattutto quando ho a che fare con una comunicazione che arriva a pubblici diversi. Allora in quel caso veramente potresti scoprire che quella stessa immagine, anche con le tecniche neuromarketing, ha fatto scaturire delle emozioni di un certo tipo su un pubblico, di una cultura, e emozioni contrastanti in quella di un'altra cultura. Quindi anche qua cerchiamo di studiare, di capire bene il nostro pubblico, questo sicuramente può aiutare nelle nostre strategie. Chiudo con un esempio simpatico. Per esempio, allora, guardate questo sito qua, no? Questo è un sito, è vero, e non è nemmeno dagli anni '80. Qualcuno lo conosce? Si chiama Linkscar. È, un, è una società che noleggia auto nel Regno Unito, è una delle più importanti del Regno Unito, è una di quelle che fattura di più, fattura tipo più di Europcar o robe del genere. Perché? Perché si rivolge però a chi? Ai cinesi, ai viaggiatori cinesi, ai turisti cinesi che viaggiano, arrivano in UK e vogliono noleggiare una macchina. E quindi il sito è pensato per l'esperienza utente a cui i cinesi sono abituati. Il web asiatico è molto diverso dal nostro. Se andate a vedere i siti dei giapponesi, dei cinesi, sono così, scritte che si muovono, roba che lampeggia. Poi qui è uno screenshot, ma dovreste vedere perché è tutta roba che si flasha, scritte che si muovono. Se non ricordo male, pure il background, quello dietro, è un po' in movimento. Una roba che a noi farebbe impazzire. Tu non prenderesti mai una macchina a noleggio in questo sito? Cinesi. E quindi alla fine vedete come lo chiude dicendo che poi a volte certe certezze vengono demolite. No, in realtà dici, ma come? Tu devono usare un sito minimal. Dipende. Io chiudo sempre di dipende dal vostro pubblico e dallo studio che va fatto. Ogni volta ovviamente che si vuole fare una comunicazione efficace. Bene, grazie intanto per la vostra attenzione. Allora, diamo modo ai nostri amici tecnici che ci aiutano a cambiare le slide, perché adesso cambiamo proprio argomento. E Siete pronti per lavorare? Che finora avete soprattutto, ascoltato e quindi adesso invece siete pronti per lavorare. Avete ricevuto tutti la mail? Gli iscritti con il materiale? No? Vai, tanto adesso Antonio Ecco, sì, sì, ecco, lavora anche lui adesso. Sì. Vai. qualche minuto trovate verticale di due cose. E poi facciamo un piccolo esercizio, vediamo un piccolo esercizio creativo. Magari cercando di associare anche. Bene. Allora, dov'è la parte quella un po' più verticale, diciamo? Volevo raccontarvi, perché credo che sia fondamentale da conoscere sia come comunicatori, ma anche come persone, come utenti che spesso e volentieri sono dall'altra parte, no? Come funzionano oggi gli algoritmi sui social media. Perché poi l'esercizio che faremo in parte sarà collegato a questo. E quindi, piccola introduzione. Allora, vediamo se stavolta.
Innanzitutto bisogna dire che negli ultimi mesi stiamo assistendo a un'operazione di forte trasparenza, spinta anche dalle istituzioni, e da un valore che oggi la trasparenza ha anche a livello commerciale. Dicevo, una operazione di trasparenza da parte dei big dell'internet e dei social media che ci stanno sempre più spiegando effettivamente perché vediamo certi contenuti e perché non ne vediamo altri. Ripeto, per loro ha anche un valore commerciale. Questo, per esempio, siamo a fine giugno del 2023, quindi un paio di mesi fa, e Meta, questo è il Transparency Center di Meta, che ci dice, guarda, ti spiego come classifico i contenuti e perché vedi una cosa piuttosto che un'altra su Facebook e Instagram. Guardate, sono piccoli passi, ma da un certo punto di vista sono delle grandi rivoluzioni. Noi fino a qualche anno fa l'algoritmo, come funzionava l'algoritmo di Facebook, di Instagram, dei diritti industriali, ogni tanto ti facevano capire qualcosa, ma era molto difficile. Allora, io, dato che queste slide poi ve le lascio, insomma, le faccio avere, quindi io qui vi ho messo anche dei cose, così avete più accesso più rapido alle informazioni, però giusto per farvi capire, no? Allora, Facebook ci dice, per esempio, prima noi raccogliamo, quando tutti i colleghi, noi abbiamo già raccolto tutti i possibili post che sono stati condivisi dai tuoi amici, dalle pagine che segui, dai gruppi. Poi utilizziamo dei segnali attraverso l'intelligenza artificiale. Vedete, l'intelligenza artificiale prende in considerazione una varietà di segnali di input su ognuno di questi post. Quindi loro vedono chi l'ha creato un post, quante persone hanno già interagito e da lì gli danno un punteggio. Quindi se vedono che un tuo amico ha pubblicato qualcosa che effettivamente è piaciuta molto alla cerchia magari degli amici vostri in comune, questo potrebbe interessare anche Antonio. E allora magari te lo fanno vedere, ti fanno vedere il post di Mario piuttosto che il post di Elisabetta. Terzo, l'elaborazione di previsioni. Loro fanno anche dei modelli predittivi sulla base degli interessi della tua navigazione. Loro già immaginano che ad Antonio potrebbero piacere dei post di montagna, di bici, di moto, perché quello più o meno è quello che lui di solito vede quando entro i gruppi che segue. E poi c'è la classificazione, appunto, viene dato un punteggio di pertinenza, no, ai post, e a quel punto vengono messi in ordine, perché avete visto che ormai su queste piattaforme non vedi più i post in ordine cronologico. Quindi tu potresti vedere il post pubblicato da un tuo amico 4 giorni prima, e poi dopo vedi quello pubblicato mezz'ora fa. E in questo un po', ripeto, andare un po' dietro le quinte. E questo, senza mi dilungo, invece è per quanto riguarda Instagram. Bene, non solo lo sta facendo Meta, ma ha fatto anche TikTok. Questo, per esempio, è l'articolo che è uscito sul sito ufficiale di TikTok che ci dice come mai un video finisce nella sezione cosiddetta For You. Per chi non ha TikTok, TikTok ha rivoluzionato veramente oggi il mondo degli algoritmi, perché quando voi entrate su TikTok, di default non vedete i video delle persone che seguite, ma vedete questa sezione che si chiama For You, per te. Cioè è TikTok che sceglie cosa mostrarti. Ci sono moltissimi utenti che non escono nemmeno da quella sezione lì, quindi vedono solamente ciò che l'intelligenza artificiale e l'algoritmo di TikTok suggerisce loro. Non vedono nemmeno più, anzi alcuni non seguono più persone su TikTok, entrano solo per divertirsi, svagarsi e dire, ma fammi vedere cosa mi mostra l'algoritmo, che da un lato devo dirvi è effettivamente divertente perché ti fa spaziare, dall'altro ti fa uscire anche un po' dalla bubble, dalla bolla in cui vedi solo contenuti condivisi da chi la pensa magari come te. Quindi da certi punti di vista non è così negativo, dall'altro chiaramente hai un social media con un algoritmo cinese che decide se farti vedere i video delle violenze dei soldati russi sugli ucraini o il contrario, il video delle violenze degli israeliani sui palestinesi e non il contrario, per esempio. Lo decidono a magari. Pone altri problemi, vabbè, poi ci arriviamo. Però ecco, se per chi di voi usa TikTok, fate questo esercizio. Se trovate un video, appena trovate un video, no? Tipo video del gattino, voi c'è i 3 puntini, ci sono qui, li aprite e tra le varie cose c'è why this video? Perché? Perché lo sto vedendo. È una forma, guardate, di allenamento un po' anche della nostra consapevolezza online. E se non lo usate voi, se lo usano i vostri figli, i nipoti, abituatevi anche a questo.
vai a vedere un po' perché ti stanno mostrando quel video, piano piano, piccoli pezzetti, diciamo, che aiutano questa consapevolezza. Ora, questi algoritmi oggi funzionano in modo tale che stanno letteralmente abbattendo, o hanno già abbattuto, il numero di persone che noi possiamo raggiungere attraverso le nostre pagine, quelle istituzionali intendo. Cioè quando abbiamo la pagina della nostra organizzazione e postiamo qualcosa lì dentro, su in media a livello globale su Facebook noi raggiungiamo, se no, 2 persone su 100 di quelli che ci seguono. Su Instagram, no, scusate, su LinkedIn 5 persone su 100, su Instagram 9 persone su 100. Questo sta cambiando completamente i giochi, soprattutto per le organizzazioni no profit. Perché le aziende, vabbè, si sono strutturate e oggi investono. Perché tu dici, ma io ho una community, me la sono creata, continuo a crearmela, non riesco più a coltivarla. Cioè io gli vorrei far avere delle notizie che a loro interessano, perché se hanno deciso loro di seguire la mia pagina, evidentemente un interesse ce l'hanno, quando pubblico qualcosa ne raggiungo 2 su 100 senza pagare. Questo è un tema grosso che per le organizzazioni non abituate a investire, a spendere, ad allocare budget, si pone secondo me per fare buona comunicazione oggi. Altrimenti, guardate, c'è il rischio che voi spostate il vostro impegno sulla realizzazione di bei contenuti. Poi però raggiungono 2 persone su 100. Allora piuttosto io dico, guarda, dividiamo un po', se prima mi davi un po' di budget per fare il bel video e avevo 100 di budget e lo usavo per fare il bel video, per prendere il fotografo, per fare... Facciamo così, 70 li metto sulla produzione dei contenuti, 30 me li alloco per mettere benzina, per sponsorizzarli, per farli arrivare almeno agli altri 98 che non riesco a raggiungere, almeno, se non magari ad altre persone. Però questo, guardate, è un tema fondamentale contro il quale io mi scontro anche nelle mie esperienze istituzionali. Non c'è mai budget, non c'è mai. Perché mi rispondi, beh, ma è gratis? Gratis, sì, ma poi l'efficacia. Ora, che cosa è successo? Vi dicevo che TikTok sta cambiando molto il mondo degli algoritmi. C'è stata questa TikTokizzazione, cioè, appunto, c'è un algoritmo che decide cosa noi vediamo. E la stessa cosa sta avvenendo oggi nel mondo di Meta. Se voi utilizzate Facebook o Instagram, vi sarà sicuramente capitato di vedere dei contenuti che prima, ma io non lo seguo questo qui, perché mi sta comparendo nella mia bacheca? No? Che cosa è successo quindi? Oggi abbiamo, sempre nell'ambito della trasparenza, sempre il 29 giugno, quando Meta ci ha provato a spiegare come funziona la loro intelligenza artificiale, oggi siamo passati da una distribuzione connessa dei contenuti ad una distribuzione non connessa. Andiamocelo a leggere insieme. Che vuol dire? Questo avveniva prima di oggi, fino a qualche mese fa, un annetto fa. Cioè, io pubblicavo sulla mia pagina istituzionale dei post che generalmente venivano visti da una porzione, abbiamo detto, sempre più limitata, di persone che seguivano la mia pagina. Oggi non è più così. Oggi quando io pubblico qualcosa, oltre che ai miei follower, pochi che riesco a raggiungere, abbiamo un'intelligenza artificiale che potrebbe scegliere il mio post e farlo vedere anche a persone che non seguono la mia pagina. Da questo punto di vista, questo può essere interessante perché raggiungo un pubblico più ampio. Dall'altra però è un limite perché non raggiungo più i miei. Cioè, quindi io pubblico qualcosa, ne raggiungo 2 dei miei su 100 e poi raggiungo delle persone che decide l'intelligenza artificiale. Quindi io magari vedo anche dei numeri interessanti. Oh, ho raggiunto 1000 persone, ma quelle veramente interessate a quel progetto, a quei fondi, è un 2 su 1000. Ci avrete fatto caso? Guardate sempre nella consapevolezza della nostra navigazione. Questi sono presi dalla mia pagina Facebook, per esempio, dal mio account personale. Vedete là sopra, contenuto suggerito per te. Questa è una roba che io non seguo. Non seguo. Non sono utenti, pagine, gruppi che, ripeto, io non seguo, ma l'intelligenza artificiale me li fa comparire. Oggi più o meno si stima che ogni 3 post me ne compaia uno così. E saranno sempre di più. Quindi ecco, fateci caso. Poi devo dirvi la verità, l'algoritmo ci azzecca pure, perché io nell'ultimo annetto mi sono appassionato all'off-road, da vedere le moto off-road. Mi piace la montagna, vivo a Vicenza, vado sempre ad Asiago, guarda un po' che mi fa vedere la piana di Marcesina. Quindi diciamo che da questo punto di vista quantomeno non mi fa vedere lo shampoo per lavare i capelli. Quindi almeno mi dà dei contenuti rilevanti per me. E già
Questo è positivo nell'esperienza che faccio. Ecco, teniamone conto però di questo, perché cambia completamente i giochi nel nostro lavoro di comunicazione. Allora, io qua vi lascio, è sempre tra il materiale che vi lascio, oggi ve lo accenno solo, ma credo che possa essere utile anche come materiale da portarsi a casa. Qualche tecnica a quel punto per raggiungere queste qui, le persone che già ci seguono, perché il grosso problema oggi è questo, che non raggiungiamo più nemmeno quelli che ci seguono. Questi sono quelli che, vabbè, chi aveva già budget e chi fa le cose, già col tempo si era coltivato, cioè io provo ad andare oltre ai miei potenziali destinatari, scusate, ai miei tradizionali destinatari del messaggio, un po' mi aiuta la connessione disconnessa che c'è oggi, no? Quelli li sto perdendo. Quelli li sto perdendo e per molte organizzazioni potrebbe essere un problema. Allora, se riuscite ad allocare un po' di budget, c'è la possibilità oggi, per esempio su Meta, di dire questo post voglio che pagando, ci metto 50 euro, 20 euro, 30 euro, che cifre basse, voglio che raggiunga solo quelli che già mi seguono, che già mi conoscono. Per esempio, un ottimo strumento per coltivarsi appunto le proprie community. E allora ecco, qui vi ho lasciato le istruzioni proprio, quindi per chi di voi mette le mani in tasca, anche perché servono soldi, quindi comunque nelle tasche li dobbiamo mettere. L'importante è non metterli nelle tasche degli italiani, questa è la tipica frase, no, che si dice a livello politico. Comunque, ad esempio questo è quello che potete fare all'interno di Meta. C'è nella sezione pubblico della gestione delle inserzioni, o lo fate voi, o se qualcuno vi gestisce gli account glielo potete dire, o gli fate avere le slide, dite guarda, date la colpa a me nel caso guarda, ha detto Deruda e possiamo fare così. Vedete qua dentro la possibilità di scegliermi o l'account Instagram o l'account Facebook, e lui mi crea un pubblico di persone che mi seguono o su Facebook o su Instagram, e mi permette quindi di fare della pubblicità, di arrivare con dei contenuti sponsorizzati a chiunque abbia interagito con la mia pagina. Vedete? Qui io creo un pubblico praticamente che include tutte le persone che hanno visitato la pagina, hanno seguito un'azione su un post oppure su un'inserzione, quindi chi già mi conosce, quella community che io effettivamente mi voglio coltivare. Lo sottolineo, questo si può fare a pagamento, ma bastano, la buona notizia è che veramente bastano, non è che devo attivare per forza campagne da 1.000 euro, basta una campagna da 10 euro per fare una cosa del genere. Poi io suggerisco di metterne sempre qualcosina in più, però vi ho messo anche un'altra, sempre gli screenshot per un'altra funzionalità. Voi potete pubblicare un post, poi se andate nella lista dei post pubblicati, sia su Instagram o su Facebook, qua, questa è la lista, l'ho scoperta, ovviamente è quella di un'altra organizzazione, ma ci sono dei puntini che vi permettono di accedere a un menu. Tra questo menu c'è metti in evidenza il post, cliccando qui, io entro all'interno di un menu, un altro menu dove ho la scelta del pubblico, clicco sulla matitina e vedete che ho la possibilità effettivamente di persone a cui piace la tua pagina, persone a cui piace la tua pagina e persone simili a loro, posso anche dirgli va, proviamo ad arrivare un po' a uscire dal perimetro, oppure nel terzo caso persone nella tua zona, non so, di solito viene utilizzato dalle attività locali, pizzeria, bar, eccetera, ha senso, per voi un po' meno. Per chi di voi è già approdato su TikTok o ci sta provando o ci sta riflettendo a livello di organizzazione, intendo, vi ho lasciato anche come si può fare all'interno della piattaforma pubblicitaria di TikTok. Anche lì c'è la possibilità di arrivare, crearsi un pubblico, una audience specifica. Ecco, si crea una custom audience, vado a fare pubblicità, anche lì non servono cifre enormi. Scelgo business account, quindi scelgo il mio account e gli dico, quindi non engagement, e gli dico che voglio raggiungere le persone che mi follow, che mi seguono. E a quel punto, ripeto, un altro strumento utile per coltivarci un po' la nostra audience. Bene, questa era la premessa fondamentale, capire oggi come funzionano gli algoritmi e come devono cambiare eventualmente anche le nostre strategie, e se c'è bisogno di andare a bussare alla porta per chiedere qualche soldo in più. E invece, arriviamo al piccolo esercizio che facciamo insieme. Gli algoritmi oggi tendono a penalizzare fortemente le cosiddette semplici condivisioni. Che vuol dire? Che Veneto Rurale pubblica qualcosa, a noi interessa al nostro pubblico, alla mia organizzazione per esempio, no? Faccio parte di un network.
legato in qualche modo a ciò che avviene nell'ambito dell'agricoltura, dello sviluppo rurale qui in questa regione. So che al mio pubblico quella cosa potrebbe interessare, dei fondi, allora che faccio? Prendo e condivido. Clicco il magico pulsante qui. Ma sai che ti dico? Una bella cosa, bella iniziativa, la condivido sulla mia pagina. L'avete visti prima quei numeri sulla portata organica che se quando pubblico qualcosa, su Facebook per esempio, raggiungo 2 persone su 100? Se faccio così, cioè se condivido, diffondo banalmente, diciamo semplicemente il post, ne raggiungo ancora meno. Per proprio agli algoritmi non piace questo lavoro troppo semplice, come dire, quello di dire, premo un pulsante e via. Vuole da voi qualcosa. Ma anche banalmente aggiungerci un po' di testo. Già quello, cioè se io vado a diffondere, a condividere o a diffondere il post, diffondi il post lo trovate su LinkedIn per esempio, no? Quindi cambiano i nomi, ma il concetto è quello. Già accompagnare la condivisione con un po' di testo, qui ho usato proprio un esempio di, vedete, dello sviluppo rurale del Veneto che fa, rilancia un post di EU Cup Network, ci aggiunge un po' di testo, ci mette dei tag, ci mette un link, già meglio, già meglio. Ma comunque sia, c'è il rischio che il post venga comunque penalizzato in termini di visibilità dagli algoritmi, anche se dici, ma dai, io qui lo sforzo l'ho fatto. Ti ho aggiunto il testo, ti ho messo il link, ci ho messo gli hashtag. Bisogna andare oltre. E allora cosa possiamo fare? Ecco che arriviamo all'esercizio di oggi. Quando noi vediamo un post interessante che arriva da una istituzione, che può essere, come nel caso dell'esercizio che faremo, la pagina Facebook Sviluppo Rurale Veneto, ma anche qualsiasi altra organizzazione, dovremmo riuscire a prendere quei contenuti, rielaborarli un po', farli nostri, metterci magari un punto di vista, un'angolatura, raccontare solo un aspetto di quel bando, questo lascerò poi a voi, alla vostra creatività, e creare ex novo uno o più post. Quindi non banalmente la condivisione di UCAP Network, ma da qui io me lo rimacino e ne tiro fuori un altro prodotto. In certi casi, guardate, magari c'è un'iniziativa interessante che è veramente nelle vostre corde e da un post di sviluppo rurale voi potreste tirarne fuori 3 vostri. Questo è il piccolo esercizio che proviamo a fare oggi in gruppo. Ho selezionato 6 post di sviluppo rurale Veneto. Quindi ogni gruppo, adesso ci dividiamo a 5, gruppi da 5, vediamo quanto arriviamo. Sì, 4, 5 persone. Per esempio, no? Sì, come no, certo, ad esempio. Per darvi un esempio, questi sono 3 post che ho scelto, poi ci sono questi altri 3, adesso vi dico un po' come ci organizziamo. Allora, l'idea qual è? Io parto da questo post qui e dico, ok, non posso fare la semplice condivisione, devo fare un post ex novo che però sia un po' originale, cioè non è che prendo lo stesso testo. Allora trovare magari un altro punto di vista, raccontare una cosa specifica, provare a spingere il pubblico a venire a questa iniziativa dandogli un'angolatura diversa. Ogni gruppo, io ve ne ho selezionati 6, voi cominciate a lavorare dal primo, poi passate al secondo, eccetera. Non c'è bisogno che li facciate tutti e 6, eh? Un gruppo può anche soffermarsi solo su questo e tira fuori da qua 6 post, per dire, 6 post nuovi, tutti dedicati a questa cosa, perché avete lavorato di creatività solo su questo. Quindi io ripeto, ve ne ho messi 6, ma libertà di movimento, di lavoro all'interno dei gruppi, anche perché so che poi le dinamiche di gruppo possono essere diverse, c'è il gruppo appunto più creativo, quello che invece è più razionale si sofferma in maniera diversa sui post. Perché vi ho messo lì sotto le date? Perché un metodo che potreste utilizzare quando create i gruppi, magari c'è 1 o 2 persone che hanno o il PC oppure il telefono, vanno su Facebook, andate sulla loro pagina, andate alla data, ve lo vedete anche proprio online, come era uscito, se c'è da approfondirlo, se c'è un link che volete magari cliccare, andate a vedere e da lì ritirate fuori qualche informazione in più. Quindi piccolo esercizio di brainstorming a gruppi e poi quando abbiamo finito andiamo a chiudere, il gruppo ci racconta un po' il lavoro che è stato fatto, che cosa è emerso, se, ecco, se siete riusciti. A volte potreste anche dirmi, guarda, fa parte dell'esercizio, dire, c'era possibilità, cioè ci abbiamo ragionato, c'era possibilità di tirare fuori una
diversa e magari il caso in questo e ci può stare, attenzione, non è che da ogni post possono nascere chissà quanti post nuovi, eccetera. Quindi, no, qui abbiamo deciso di più o meno riprendere lo stesso testo, facciamo il nostro post, abbiamo cambiato la foto. Abbiamo messo una foto che pizzica corde emotive. Fate così. E altra cosa, non c'è bisogno di entrare nel dettaglio, cioè non è che di ogni post mi create proprio il testo, anche dire, guarda, noi da quella lì, giornata aperta, abbiamo deciso di fare un post in cui facciamo vedere con un video i bambini che girano così e nel testo mettiamo, vieni anche, vuoi una giornata con la famiglia? In un altro post ci siamo agganciati ad una notizia locale che diceva che non c'è più non ci sono più spazi per le famiglie, per i bambini, così ci siamo agganciati a quelle e abbiamo fatto un post in cui diciamo no, vedi, c'è questa iniziativa, vieni a fare questo. Quindi non c'è bisogno di entrare proprio a scrivermi in testi, cercare foto online, no. Solo le idee bastano. Ve lo facilito un po' anche perché insomma non abbiamo tanto tempo. Credo se non ci sono domande, ma ovviamente creiamo i gruppi e poi se ci sono domande io sono qui. Ok, allora io direi, dai, come siete già potete muovere le sedie, fate voi. Questo potrebbe essere una zona, se volete. Qui potrebbe essere un'altra zona. Qua, se tu vuoi, puoi magari anche unirti a loro, se preferisci, o a loro. Tu ti unisci a loro, ok? Voi potete fare un gruppo separato, direi, a questo punto. Che dici? Sì. Bene, bene. Allora, se volete farvi una fotografia, così ce li avete, io vi faccio, c'è questi. Eccezionale. Eccezionale. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Allora, dicevo, chi ne ha bisogno può fare una fotografia, se non avete il file, ma mi sembra molti ce l'hanno. Sì. Volete farvi una foto? Così ce li hai già? Allora, questi sono gli altri 3. Ecco, così avete le date. E questa invece sono gli altri. Chiudiamo i lavori alle 12:15, ok? Di questo lavoro di gruppo. Avete un po' di tempo. Liberi di scegliere, non sono in ordine. Potete partire da qualsiasi di questo, eh? Non per forza dal primo sulla giornata. Prego. Nel caso del primo della fattoria didattica, il gruppo ha aderito al post che noi avevamo fatto come GAL ai primi di ottobre, perché noi avevamo la giornata aperta l'8 ottobre e noi quel post l'avevamo già personalizzato facendo un focus sulle fattorie didattiche del nostro ambito territoriale e dando la mappa delle nostre fattorie didattiche. Primo. Poi, aspetta che non ci vedo. Quella del bando, o il posto dove c'erano le mucche per intenderci, che vale un po' l'indicazione anche per l'altro post relativo all'altro bando, noi lo gireremo con dando la notizia dicendo: sei un agricoltore oppure un ente gestore di un'azienda agricola? Fermati qua, perché ci sono domande che ti possono interessare, c'è un qualcosa che ti può interessare, e poi passeremo alla comunicazione più istituzionale. Poi abbiamo visto quello sugli obiettivi della strategia in numeri, dove c'erano tutte quelle notizie insieme
qui sicuramente è un post che andrebbe spacchettato, passatemi il termine, e quindi lavoreremo su più post. Andremo una volta a parlare della riduzione magari dei pesticidi piuttosto che alla riduzione delle sostanze antimicrobiche, cioè daremo dei focus sulle varie notizie. Infine, lì mi ero un po' distratta, quindi chiedo aiuto al mio gruppo. L'ultimo che era agricoltura e paesaggio nelle aree a parco. Io mi ero un attimo soffermata sulla grafica che devo dire non mi piaceva assolutamente. Questo nero così mi ricordava un po' un'epigrafe, non mi piaceva. E voi cosa avevate detto? A me mi era rimasto l'occhio lì. Ah, ecco, sì, è vero, perché qui veniva presentato tutto nel suo insieme e quindi nel caso di un ente ti vado a presentare prima e faccio il focus sull'evento vicino alla mia zona e poi eventualmente ti linko anche gli altri, però intanto do maggior risonanza alla mia zona. Fine. In particolare, ecco, da sottolineare 2 espedienti comunicativi che hanno utilizzato e che di solito funzionano, quello di scrivere sei un agricoltore o sei un professionista. Quello, fateci caso, molte pubblicità lo utilizzano perché c'è un processo di identificazione immediata, mentre tu scorri tra 1000 robe, leggi una parola chiave, cioè che è il tuo lavoro, la tua professione, il tuo ruolo, tu tendi a fermarti. Quindi un ottimo espediente, così come quello di cercare di riportare sempre al locale. Quindi c'è un'iniziativa che prevede varie cose, parti dalla roba più vicina al tuo pubblico, poi gli racconti anche le altre cose, che questo di solito funziona molto bene. Ok, ricordatemi, voi eravate però quello dietro. Sì, sì, però vieni, dai, sì, sì, ok. Mentre l'altro gruppo era quello, benissimo. Abbiamo lavorato sui primi 3 post, quelli che poi erano nella slide visibile. Il primo post, quello dedicato alla giornata aperta, lo riproporremo in diverse versioni, quindi per dare la stessa notizia della giornata aperta domenica 8 ottobre, proporremo una grafica diversa che riporta una mappa regionale con i punti dove sono situate le diverse fattorie didattiche, quindi per poter già, e poi ovviamente con il link di approfondimento, per poter già dare una geolocalizzazione dell'evento e quindi quali opportunità il cittadino ha per partecipare a questa giornata aperta. E poi contattare i singoli titolari delle fattorie didattiche e chiedergli una foto e un virgolettato, un breve testo in cui rispondono alla domanda cosa ci sarà di davvero interessante nella giornata aperta che organizza la mia azienda, così da portare i volti delle persone e una testimonianza. Il secondo post invece quello sulla riduzione, quello sul bando. La prima idea era di cambiare una foto, di cambiare la foto, visto che si parla di emissioni, e quindi far vedere dei bovini in campo aperto, e quindi per richiamare il tema della salubrità dell'aria. Questa foto è all'interno di un post che parla del bando e che cerca di stimolare nel testo del post. L'obiettivo è quello di stimolare l'attenzione alla salubrità ambientale per dare un'immagine della propria azienda che sia virtuosa e attenta ai temi ambientali della sostenibilità e dell'ecologia. Un altro post invece, sempre per proporre il click sul bando, è quello di provare a usare la leva economica per convincere a valutare le opportunità contenute nel bando, magari dicendo l'incentivo può arrivare a coprire fino al 70% dell'investimento. Però questo è sponsorizzato al nostro pubblico. E il terzo post era quello sulla strategia Farm to Fork. Qui c'erano diverse slide di una presentazione riportate come foto. Ci siamo soffermati sulla prima foto
e l'idea è stata quella di creare 4 post diversi, ciascuno con una foto e con il testo che richiama l'attenzione su ciascun singolo obiettivo della strategia. Quindi questi sono gli obiettivi, sono 4, quindi 4 post, in ogni post una foto e un testo che parla di ciascun singolo obiettivo. In questo modo non si condivide il post originale, no, non si condivide il post di partenza, ma si fanno 4 post originali. E si riporta il link, quello delle maggiori informazioni, e si taggano lo sviluppo rurale Veneto e TAP. Sì, ecco, da sottolineare, da mettere in evidenza quell'esperienza della personalizzazione della comunicazione, effettivamente l'idea di coinvolgere, di sentire insomma le varie fattorie e mettere un volto, cioè l'evento appunto ha un volto, ha più volti anzi, ha più volti rispetto alla grafica della bambina che funziona fino a un certo punto, ma quando ci metti proprio i volti delle persone che ti raccontano perché sono lì, che cosa ti faranno vedere, può funzionare bene. Prego. Mille. Allora, io mi chiamo Matteo, ho lavorato insieme ad Ivan, Maria Sole e Jonathan. Abbiamo pensato, siamo partiti innanzitutto dal post sulla giornata aperta. Abbiamo ricevuto, parlo anche personalmente, la grafica istituzionale che è stata riportata anche sul diciamo, post del gruppo rurale, però abbiamo pensato che fosse più efficace rielaborare il contenuto creando una notizia, per esempio, sul sito istituzionale di riferimento, con un'immagine evocativa più emozionale, per esempio di una bambina che accarezza una capretta. Quindi come immagine principale quella, un testo che rielabora un contenuto, nel nostro caso, nel mio caso, inserendo anche un link interno che rimanda alle fattorie didattiche del veronese, perché proveniamo da Verona, però riportando comunque all'interno poi della stessa notizia le immagini istituzionali delle locandine, in modo da non, cioè da rendere riconoscibile la fonte, diciamo, di questo evento in particolare, quindi facendo capire che è la Regione Veneto che organizza l'evento. Quindi sul social, sul profilo Facebook del nostro ente, però non uscirà l'immagine istituzionale, ma uscirà l'immagine della bambina che accarezza la capretta con un testo che richiama all'evento. Quindi lo scopo in questo caso potrebbe essere quello di portare persone all'interno del nostro sito e comunque di dargli l'informazione corretta e non travisata o nascosta rispetto alla fonte d'origine. Secondo test, interessante a mio avviso, che ha suggerito Maria Sole in questo caso, quando siamo di fronte a un documento un report trimestrale o comunque il caso di un'informazione molto molto tecnica, si potrebbe trovare all'interno dell'informazione tecnica un aspetto magari da enfatizzare graficamente utilizzando una foto o un'immagine che sia evocativa anche di un aspetto parziale di questo documento, ma che ci invogli in qualche modo ad aprirlo e ad andare alla ricerca magari di quell'aspetto che ci ha colpito. Non so se è abbastanza chiaro. Terzo punto invece, il post è quello sui parchi regionali, dove veniva presentato un ciclo di incontri il 23 ottobre scorso sui parchi della regione, e qui abbiamo fatto invece un processo di avvicinamento al territorio, quindi nel caso specifico sempre del Veronese, noi abbiamo il parco regionale della Lessinia, quindi probabilmente sceglieremmo un'immagine evocativa del paesaggio nostro, della Lessinia, della montagna veronese, richiamando poi all'interno della stessa notizia tutte le altre informazioni, il calendario completo dei cicli di incontri e tutto quanto. Devo dire, ecco, avete puntato molto anche su questa comunicazione visual, no? L'attenzione verso quelle immagini che possono trarre l'attenzione e generare interesse anche, no? Da parte del pubblico. E allora, torno di qua.
Velocemente noi ci siamo soffermati su 2 post, quello dell'agroforestazione, dopo abbiamo approfondito, abbiamo capito che era rivolto ai giovani boscaioli, e quindi cambiare la foto, mettere in collegamento con la persona giovane e andare con un linguaggio più diretto. Se ti piace, se ti può interessare, cogli queste occasioni, fatto aiutare da Rurale, e indicare magari un po' più nello specifico la questione economica. Perciò, siccome questo era un ammodernamento, era un upgrade, dire ok, sono stati stanziati più fondi, e magari andare nello specifico quanti soldi. Anche questo può essere, diciamo, uno stimolo. E poi noi abbiamo approfondito soltanto 2, e questo abbiamo possibilità di sviluppare altri post, tipo post preparativi, magari prima del bando, incentivare o creare attesa, uscire da questo bando, e dopo anche post per, scusate la ripetizione, per dare un po' un feedback di risultati e far vedere magari persone, in questo caso giovani, che hanno ottenuto questi fondi e che li hanno, diciamo, spesi per fare il loro progetto. Per quanto riguarda invece l'agricoltura e il paesaggio, questo è un post del 23 ottobre. I primi 4 incontri erano già stati svolti, perché questo abbiamo scoperto che era un post di un osservatorio che non era sui social. Perciò è stato Sviluppo Rurale che ha preso questo evento e l'ha reso social, e quindi poteva essere di approfondire e rendere più evidenti il fatto che mancassero gli ultimi 2 appuntamenti, e soprattutto che questi incontri erano rivolti agli agricoltori, e che quindi dovevano rendersi conto che la loro attività, il loro lavoro non era soltanto utile dal punto di vista agronomico, ma anche dal punto di vista paesaggistico, e rendere questa cosa più emozionante. Ultima cosa, le immagini, quelle erano 6 immagini ovviamente collegate ai 6 eventi, e anche qui magari spacchettarle e rendere qualcosa di più visibile rispetto a quello che non si capiva. Grazie. Grazie. Stavo pensando se fosse stato, per esempio, il bando per stimolare le persone magari a fare i boscaioli, e questo era per chi già fa il boscaiolo, giusto? Erano fondi, invece se volevamo, e magari, ah, quindi se vuoi stimolare anche nuove persone, allora lì poi, dato che è rivolto anche ai giovani, lì si potrebbe giocare anche a volte con dei contenuti un po' più virali. Sempre nel rispetto dei diritti, puoi trovare magari dei video in cui siete quelli tipo alla paperissima, no? Quello che taglia l'albero e gli cade sulla canna, quello che ecco, esatto, puoi giocare su quelli, dici, ecco, per evitare che succeda questo, no, approfitta dei bandi per magari provare pressione. Siete l'ultimo gruppo. Prego. Noi ci siamo concentrati esclusivamente in modo approfondito sulle giornate aperte, noi fattori didattiche. Abbiamo pensato di raccogliere anche degli spunti che vadano oltre al operato quotidiano, quindi anche volevamo iniziare con una foto della famiglia, quindi che ritaglia una giornata per stare insieme in un ambiente sereno e magari non convenzionale, ecco, che abbiamo fatto dove abbiamo famiglia, va a visitare una fattoria. Dopodiché pensavamo di sviluppare una comunicazione della durata di una settimana, quindi da cercare di essere più incisivi e tra virgolette, battere tutti i giorni con costanza, così da creare quindi 3 video dove differenziamo insomma l'animale, tra virgolette, protagonista del video, così da anche dare una maggiore idea di cosa potremmo trovare o ci aspettiamo di trovare. Qui c'è un coinvolgimento dunque, dei nostri, nel nostro caso, il pubblico, quindi attori che non per forza hanno anche un allevamento, che qualcosa legato agli animali, ecco, e ovviamente nel post andiamo a
indicare il link dove esiste che portano anche rivale e taggiamo l'azienda tecnico in categoria sotto il open source, sono i stakeholder che Interessante, però intrigante come i due gruppi, no? Come si potevano complementare, cioè voi il focus sulle persone, gli agricoltori, loro il focus sugli animali, potevi usare entrambi, no? Cioè, immagino, ecco, fai un post sulla fattoria didattica che sarà presente con con l'agricoltore che racconta cosa fa, cosa non fa, cosa porterà. Poi il giorno dopo fai il focus sulle curiosità sull'animale, sai quanti litri di latte si può aggiungere da una mucca, per esempio, le robe lì, no? E viene a scoprirlo di questo giocare sulle persone e gli animali che funzionano effettivamente sui social, come sappiamo, no? Sono due elementi che possono portare anche ad una maggiore viralità. Bene, beh, dai, facciamoci un applauso, dai, abbiamo fatto un piccolo brainstorming creativo dal quale devo dire se anche delle idee interessanti che magari nei prossimi post potrebbero già essere prese in considerazione. Io a questo punto ridò la parola a Maria Paola e vi ringrazio intanto per l'attenzione, per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Ecco, spero di avervi dato velocemente, ma qualche spunto operativo che possa essere subito messo in pratica. Grazie. Grazie Antonio. Bene, noi ci avviamo verso le conclusioni. Prima facciamo vedere, visto che stavamo ragionando di emozioni, di emotività, di comunicazione, voi siete stati tra i primi a vederlo quando è uscito e quindi ve lo facciamo vedere ancora una volta il nostro spot, lo spot che la direzione, l'autorità di gestione dello sviluppo rurale ha realizzato e che ha avuto un grande successo e anche, sapete, ha vinto anche un premio. E quindi lo vediamo e poi andiamo verso le conclusioni perché ci attende il nostro aperitivo. Matteo è il mio migliore amico. Lui abita in campagna. Insieme viviamo tantissime avventure. Oggi siamo andati nel vigneto della sua famiglia, in mezzo a 1000 grappoli d'uva. PS, ho preso una foglia di vite per ricordarmi questa giornata. Agnese, la mamma di Matteo, è preoccupata perché non piove da tante settimane. Ad un certo punto ho sentito un profumo, quello della marmellata di zucca del signor Giorgio. È dolcissima! Ho anche scoperto come si seminano le castagne. Crescono e diventano alberi molto grandi. E a fine giornata mi ha portato nel suo posto preferito, all'ombra del vecchio castagno. Caro diario, io e Matteo abbiamo fatto una promessa. Ci prenderemo sempre cura di questo posto. Croce sul cuore. Matteo? Ecco, questo è il nostro spot. Io chiedo ad Alessandro Tommasutto di raggiungerci, così per le conclusioni
della nostra giornata. Intanto grazie a voi. Volevo rassicurare però una persona, il nostro fotografo, non taglieremo il budget, quello che ci ha suggerito Antonio, tranquillo, è già allocato, quello non lo tocca nessuno, lavoreremo sui contenuti e mi sono permesso di chiedere di spot insieme perché magari qualcuno di voi l'aveva sicuramente già visto, qualcuno no, però ripensando all'intervento iniziale della professoressa Iacomutti, che ha detto una cosa secondo me centrale: la conoscenza passa attraverso l'emozione. E la scelta che abbiamo fatto con questa campagna, un po' anche coraggiosa, essendo noi in un ambito istituzionale, è stata proprio questa. Cambiamo registro, proviamo a parlare un linguaggio diverso, ma soprattutto arrivare a delle corde diverse, che non sono quelle della razionalità. Ci arriviamo magari dopo, ma proviamo a far entrare un pubblico che non conosciamo dentro un mondo. Questo era alla fine il nostro intento. Speriamo di esserci riusciti, non lo sappiamo, lo misureremo, però il tentativo è stato questo e in qualche modo abbiamo inconsapevolmente utilizzato delle leve del neuromarketing evidentemente per fare questo e trovo comunque un'affinità anche con il resto del percorso del workshop. Per chi c'era si ricorda il primo appuntamento con Federico Favot, il titolo era proprio informare attraverso le emozioni e attraverso le storie, e vi invito, chi non l'avesse visto, a rivedere l'intervento di Federico. È nella repository, l'area riservata di cui vi abbiamo mandato i link, comunque rimandiamo tutto, perché chiude ulteriormente il cerchio di questo ciclo di workshop. A me non resta che ringraziarvi. Io spero, sì, questo è l'ultimo appuntamento di questo ciclo, ma proverò anche a far continuare questa esperienza, anche persuadendo in maniera gentile i miei dirigenti, che hanno dato però molta fiducia, e davvero non è scontato poter fare una cosa del genere nella pubblica amministrazione, e secondo me è merito anche della fiducia che ci hanno dato Jonathan e Franco in questi anni. E adesso grazie, ci vediamo per l'aperitivo e sfruttate la presenza di Antonio e della professoressa, perché davvero sono persone di altissimo livello che vanno sfruttate.